Gli amici Bellini. Gli amici Bellini che credo siano caldi e incazzati, e ci sta tutta. Allora, vediamo un pochino se ce lo fa fare. Proviamo il nuovo software, proviamo cose nuove e partiamo senza precedenti. Ragazzi miei, amici Bellini, amici bellissimi, voi siete bellissimi. Il Napoli no. E cercherò di far sfogare uno a uno tutti voi. Se avete domande questa sera in maniera speciale, diversa, voi lo sapete, ogni tanto degli ospiti, ma volevo avere degli ospiti tutti napoletani questa volta e li faccio entrare subito. 2 di loro sono già pronti e ve li presento: l'ottimo Peppone Cuore Azzurro e Fabrizio Zamprotta. Buonasera a tutti. Buonasera amici miei, e tra un po' arriverà anche il Napoliel, che lo vedo in sottofondo e lo buttiamo dentro senza pietà. Boom! Ciao Napoliel. Buonasera ragazzi. Allora, io vi sento bene, gli amici ci confermeranno che vi sentono bene, tutto a posto. Ragazzi, prima di prendere qualche domanda, facciamo un attimo, facciamo subito un benvenuto. Facciamo un benvenuto a Gabriele Dell'Olmo. Benvenuto amico mio, come vedi Manolas esulta, Manolas c'è poco da esultare stasera, ma è giusto per il, per il piacere di avere un nuovo abbonato. Grazie mille Gabriele, se hai domande facci sapere. Prima di partire con le domande ragazzi, io non faccio nemmeno l'editoriale, facciamo un giro velocissimo di impressioni a caldo. Partiamo con Fabrizio, che è il più giovane tra di noi proprio anagraficamente, e invito a tutti gli amici Bellini, ragazzi, trovate i link di questi 3 ottimi youtuber in descrizione e a fine live, insomma, andateveli a seguire perché meritano 1 a 1. Vai Fabrizio. Grazie mille Valerio. Serviva una reazione dopo San Siro. La reazione non c'è stata. Troppo facile imputare alle assenze, perché sì, in attacco sei stato sterile e l'assenza soprattutto di Insigne si è fatta sentire, però tu da dietro non sei riuscito a costruire nulla. Hai costruito poco e nulla, e quel poco che hai costruito lo hai costruito male. In una partita del genere, secondo me, più che Bakayoko, forse doveva esserci un Demme, una partita un po' più come hai giocato con la Roma, giocare col centrocampo a 3, con Demme che è più palleggiatore, e forse qualcosina in più la creavi, lasciando poi stare che comunque in attacco, tranne qualche luce di Lozano, alla fine si è visto poco e nulla, sia da Petagna ma anche da Politano. Bene, nel frattempo ringrazio Gabriele Dell'Olmo per la donazione, oltre a essere diventato membro è anche subito attivo con la donazione, e quindi ci richiama subito al Napoliel. Come sono sti due papà, immagino che Gabriele non sia uno dei nostri. Napoliello, tu lo conosci? Sì, Perché bene. È del mio canale, sì. Benissimo. Però... vai tu Napoliello, che ti senti di dire in breve, poi vediamo un pochino. Non sono riuscito a fare nemmeno il video. Cioè, proprio non me la sentivo, lo faccio domani perché sono duscato, cioè lo stomaco mi fa male, cioè proprio... Ci sta. Cioè un Napoli, come letto dal titolo di Peppone, un Napoli che non è più una grande squadra, perché queste partite hai dimostrato che non sei all'altezza, non sei più un Napoli di una volta, che queste partite te le mangiavi o quantomeno costruivi palle gol, cosa che questa sera non abbiamo visto. Cioè un Napoli inesistente, in fase offensiva inesistente, annientato dalla Lazio, cioè ragazzi, cioè è vero la mancanza delle punte, come diceva anche Fabrizio, Insigne, il peso di Insigne, di Mertens, di Osimhen, quello che vuoi, ma il Napoli, se te sei una grande squadra, devi avere anche le riserve all'altezza, capito? È questo. E visto che citavi il video di Peppone, facci una breve sintesi, se è possibile, del tuo video per introdurre questa live, che la vedo triste. E allora,
come ho detto nel video, noi ci dobbiamo proprio dimenticare del Napoli di Sarri e di Mazzarri. Quelli sono praticamente 2 anni che il Napoli non ha gioco e a mio modo di vedere non ha più mentalità nel mangiarsi l'avversario. Stasera io ho visto questo, ho visto un Napoli quasi impaurito dalla Lazio, che per carità la Lazio è pure una bella squadra, ma veniva pure da quante partite che non vinceva, 6-7 pareggi consecutivi, cioè la Lazio non è più la grande Lazio dell'anno scorso. Questa Lazio, per mio modo di vedere, era una Lazio battibile, solo che non siamo entrati proprio con la mentalità giusta che probabilmente, penso io, in Napoli la mentalità non ce l'ha. E aggiungo alle vostre considerazioni che, vabbè, poi possiamo affrontarla anche tatticamente, tecnicamente, perché secondo me Gattuso non è esente da errori, però il discorso che fai tu sulla mentalità è troppo evidente stasera, cioè non si è vista una reazione dopo il gol subito, non si è visto proposta di gioco e non si è vista, io non ho visto, per la prima volta in vita mia, ragazzi, per la prima volta durante la mia reaction ho detto questi si sono venduti la partita. È una cosa che non credo, non ci posso credere, non lo voglio accettare, ma vedere gente che non ci prova nemmeno, che arriva una palla in aria, Di Lorenzo si è abbassato, Petagna non ha fatto, non l'ha preso, cioè ho visto cose che voi umani questa sera veramente mai viste in vita mia, troppo brutto per essere vero. Poi le defezioni ci sono, è chiaro, avrebbero abbattuto chiunque, ma tu puoi perdere perché ti mancano certi giocatori, ma non posso vedere questa nullità di reazione, nullità di proposta di gioco veramente grave. Andiamo a vedere qualche messaggio, ragazzi, e proviamo a dare un po' di soddisfazione perché lo capisco, oggi è tosta. Angela, buonasera, Waiu, forza Napoli sempre, assolutamente, quello sempre, e non c'è dubbio. Napoli scarico e senza idee, senza mentalità vincente, è troppo facile dare le colpe alle assenze, una prestazione vomitevole come oggi è inaccettabile. Purtroppo non riesco a darti torto, Massi. Vincenzo Saetta, amo Gattuso, ma con Allegri i giocatori diventano top player a hit buono max. Ormai il calcio si fa troppo a tavola, bisogna puntare sui giocatori. Fabian Starummen con Allegri per me si sveglierebbe. Allegri, da dove esce Allegri? Ricominciamo, c'è il discorso Fabian, velocemente, che Fabrizio, credi che Fabian possa fare meglio, si deve sedere in panchina, come la vedi? Io sono, penso, uno dei pochissimi che Fabian Ruiz lo critica bene o male, non dico da quando è arrivato, ma quasi, perché non è un giocatore, non mi ha mai impressionato, è un giocatore che secondo me non ha mai trovato una collocazione tattica in campo precisa, almeno nel Napoli, perché poi in nazionale fa comunque bene. E Fabian Ruiz non penso sia un giocatore adatto al campionato, per quanto io sia poco, diciamo, non mi piace tanto dire queste cose perché io credo poco nel fatto che i giocatori siano adatti a un campionato, no, però forse Fabian Ruiz è uno di questi perché in un calcio spagnolo in cui c'è comunque palleggio, possesso palla, in cui lui sì, magari la palla la dà indietro, però la dà indietro a Sergio Ramos, la dà indietro a Busquets, che sono giocatori che poi sanno gestire il pallone, lui penso che possa diventare un valore aggiunto, una squadra che poi probabilmente gioca anche più sulle linee di passaggio. Cioè Fabiano, secondo me, è un giocatore che con Sarri, Sarri per dire Sarri, ma Guardiola, Klopp, questi allenatori più giochisti che magari giocano anche più sulle linee di passaggio, sugli intercetti, più che su una marcatura uomo, penso possa fare bene, perché un altro limite di Fabian è la lentezza, non solo ma nelle infatti tu mi citi scelte. Sarri, Fabian con Sarri si dovrebbe dare una quello Jorginho giocava a un tocco. Non Fabian so. non penso sia paragonabile, diciamo, a Jorginho. Fabian è uno che dovrebbe essere, diciamo, in un centrocampo con Hamsik e Jorginho, lui sarebbe il valore aggiunto, a parte che comunque lui è un mediano, perché al Betis giocava nei due dietro,
nella Spagna Under 21, che 2 anni fa è stato anche il giocatore migliore dell'Under 21, lui giocava in mediana 2 a fianco di Roca, che Roca aveva anche la caratteristica di essere un mediano più di posizione, quindi diciamo che lui rimaneva dietro e Fabian aveva la libertà di andare avanti, e in più c'era Ceballos davanti, che era un giocatore che comunque era un rifinitore, che ti collegava anche i reparti, poi oltre con la Spagna era fortissima, con l'Under 21 c'era anche Oyarzabal e altri giocatori, però io penso che un Non ti limite di questo allungare, Napoli amico sia mio, Fabian sulla Ruiz. Spagna, perché dobbiamo parlare del Napoli, altrimenti non ci riusciamo più. No, sì, perché sì. Ringrazio Roberto Norelli, grazie amico mio, mi stai facendo vivere una serata un pochino migliore di quelle che insomma possiamo vivere. Questo è Gattuso senza gioco, ecco, mancano 2 titolari e non facciamo un tiro in porta. Oggi si è infortunato anche Lozano, si parla di tibia stamma inguaiata. Napoliello, che ne pensi di questa storia anche degli infortuni? Perché qua sulla graticola ci va Gattuso ed è naturale. Dimmi tu, se si poteva fare meglio anche con questa squadra, con questi qua titolari? Allora, secondo me, ti dico la mia, come si chiama? Bakayoko, secondo me doveva giocare Demme lì. Sta partita doveva giocare Demme. A me mi dispiace, Bakayoko, sì, è un giocatore che secondo me non ha quella costanza, mentre Demme ha qualità per far girare il Napoli. Secondo me ci deve stare Demme titolare. Deve giocare Demme e poi ci affianchi Zielinski vicino, che ha la qualità, ti salta l'uomo, ti propone quella, capito? Quella superiorità che poi in fase offensiva puoi far male la squadra avversaria, capito? E Demme invece ti fa da intermedio, cioè ti fa la fase offensiva, ma ti fa anche la fase difensiva, capito? Recupera i palloni, sa difendere, cioè un giocatore che ti dà la sicurezza, mentre Bakayoko sì, però io l'ho visto durante la partita tante volte che corricchiava in campo, nemmeno, capito, quello. Peppone, ti chiedo io, prendo una e te la giro a te. Io darei ultima partita di fiducia a Gattuso, se mercoledì perde è out. Tu la vedi così? Daresti più tempo? Come la pensi su Gattuso? Perché si parlerà solo di Gattuso sta settimana. Sicuramente Gattuso, come hai detto tu, non è esente da colpe, ma molti già dicono Gattuso out già da quest'estate. Beh. Ma personalmente io gli darei tempo fino a fine stagione, perché a fine stagione si tirano le somme. Può essere pure che a gennaio vinciamo la Supercoppa. E là a quel punto dici un'altra volta Gattuso out. Va a finire che se lo esoneri ora hai meno di un mese per preparare la Supercoppa con un altro allenatore, quindi il lavoro diventa molto più difficile. Quindi cioè è un no sense l'esonero di Gattuso. Sicuramente ha sbagliato, perché tutti sbagliano, ma dare solo a lui la colpa è pur vero che la squadra del Napoli personalmente non ha giocatori, come dire, con grandissima personalità. Uno tra tutti è Fabian Ruiz, che tutti ci aspettiamo grande qualità, ma alla fine niente. Sì. Aspettiamo tutti questa prestazione che ci zittisca, noi che lo stiamo criticando, e non arriva mai, praticamente non arriva mai. Nel frattempo ringrazio Levitan Artemius Blow per la donazione sull'altra piattaforma, su PayPal si può dire, fa niente, YouTube non si prendesse collera. E vediamo qualche altra domanda. Giuseppe Vespero, Gattuso è quello che ha meno colpe in questa partita, oggi l'hanno fallita i giocatori in campo. Falco, che saluto e ringrazio, come con lei saluto tutti i moderatori che stanno facendo un lavoro straordinario. Novità per il calciomercato di gennaio, tra l'altro noi non ci eravamo messi d'accordo, ma era una delle probabili. Guardate com'è bellina quando io mi organizzo, no? Cosa faresti nel mercato di riparazione? Fabrizio, c'hai un sogno, una casella che vorresti sostituire con un altro giocatore? Sono uno che crede poco nel mercato di gennaio, soprattutto in una situazione Covid, in cui le finanze sono quelle che sono.
penso che il massimo che si possa fare a gennaio sia vendere Llorente, vendere Milik, vendere un terzino, possibilmente Marquinhos, perché è un quadrestra nei 3, e quindi alleggerire anche il tetto ingaggi. Forse potrebbe arrivare e magari anche Lobotka, che è un mediano in più, che al momento, almeno per quanto riguarda me, non penso che serva. Forse un terzino sinistro, un Emerson Palmieri, che al Chelsea è immagini del progetto. Si sta parlando di Junior Firpo del Barcellona, che io non conosco, quindi non mi esprimo. Sì, io aspetto con ansia il ritorno di Yusai, che è un giocatore che a me personalmente piace molto, soprattutto in questo nuovo ruolo di terzino sinistro, ma le grandi operazioni vanno fatte in estate. In estate. Napoliel. Soprattutto deve andare via Milik, che Milik sta ancora... Però io in questo momento, ti dico la verità, avrei tenuto molto volentieri Milik, ma ora oramai praticamente non sta nemmeno più giocando, non è più in condizione. Rivederlo in campo mi sa come avrei preferito lui a Petagna, io dico la verità. Però abbiamo Petagna, ci teniamo a sto Petagna, diamo fiducia a Petagna. Poi riguardo a centrocampo Lobotka non lo posso proprio vedere, ragazzi. Fate dite quello che volete, ma a me Lobotka non mi piace, cioè non è da Napoli, secondo me. È anche lui fuori, e andrei a prendere un regista, perché al Napoli oltre a Dem ti serve un altro regista di qualità, secondo me, anche superiore a Dem. Io farei quello sforzo lì, perché secondo me un Jorginho come una volta serve al Napoli, no? Per dare la qualità un'altra volta al centrocampo. Chiaro, ringrazio Lino Bailo per il caffè, grazie amico mio. Peppone, tu riesci a intravedere luce fuori dal tunnel a gennaio, nel senso risolvere le uscite, come si diceva prima, perché altrimenti secondo me non si compra niente. Quest'anno poi, che abbiamo un pochino tutti detto, la squadra è più completa degli altri anni. A parte Milik, Llorente e forse un terzino, e si spera, almeno pure io, Lobotka, che ancora tuttora non ho capito quale posizione occupa, se mediano, trequartista, mezzala, vabbè. Ma la storia del Napoli insegna che a gennaio non ha mai fatto grandi colpi. Certo, gennaio scorso ha preso Demme e Lobotka e Politano, ma perché sono io un po' provocatorio, ma perché il Napoli rischiava il posto Champions, che alla fine non c'è andato manco. Quindi, a parte le cessioni, non vedo grandi colpi in entrata. Anzi, secondo me nessuno proprio. E infatti non ci saranno rinforzi a gennaio, solo uscite. Benissimo. Quindi, chi sta aspettando il Papu Gomez, chi sta sperando in un terzino che possa, perché ragazzi, noi abbiamo visto oggi, ma qui ci chiediamo il perché non giocasse, perché non è in condizione. Entra Gulam, non è in condizione. Di Lorenzo e Mario Rui stanno facendo gli straordinari. Nel momento in cui ci manca Yusai, diventa praticamente, devi fare ovviamente di necessità virtù, e ci troviamo in difficoltà, perché una partita ogni 3 giorni li vedi che sono proprio scarichi anche mentalmente. Oggi mentalmente, perché io ho detto questa cosa quando si facevano le accuse a Di Lorenzo le partite le finisce anche in crescendo, alle volte lo vedi comunque che scende fino alla fine per tentare il cross eccetera eccetera, ma mentalmente non ce la fa più a giocarle tutte, secondo me. E quindi, mamma mia, e quindi si parla di mental coach, che pure potrebbe essere una soluzione. Uno si aspettava che almeno da Gattuso la mentalità, cioè lo sputare il sangue nel campo, il veleno, le cose che dice sempre lui, non l'ho vista proprio, e la mancanza di leadership, possiamo entrare nel discorso della mancanza di leadership, perché se ti manca Insigne e ti manca Mertens, non c'è nessuno in campo che dice: oh ragazzi, ma che sta succedendo oggi, che non ci siamo proprio. Ci si aspettava Koulibaly, ma pure lui oggi no, non ce l'ha. È bravo ragazzo, sta cercando di guidare la difesa, però anche lui ha bisogno, secondo me, di riposo, e non ho visto mai fare una cazziata Koulibaly ai suoi compagni, mai.
mai in vita sua. Allora, parlando di tattica, Alessandro Sellini, se il Napoli agli occhi di tutti gioca meglio con il 4-3-3 e il 4-2-3-1 è stato implementato per Osimhen, venendo meno la sua presenza, perché non si ritorna al 4-3-3 base? Alessandro, adesso chiedo anche agli altri, visto che tattica mi inviti sempre a nozze e quindi ti rispondo subito io. Era ibrido, ma stasera era fatto male. Cioè, c'è stato un tentativo di fare come si è fatto con l'Inter, no? Di un po' di impostazione a 3, però si è fatto male. Cioè, non avevi i giocatori in grado di fare il regista basso tipo Insigne. Politano non ha quella capacità che ha Insigne di venire fino giù e di lanciare Lozano. E poi in fase di non possesso, non so come l'avete vista voi ragazzi, non era chiaro se era 4-2-3-1 4-3-3 perché non avanzavano le due mezze ali come nel 4-3-3 o i due esterni come diciamo la mezza punta vicino Petagna come nel 4-2-3-1. Fabrizio, tatticamente mi sembrava confusa, come l'hai vista? Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, io sono uno che crede poco nei sistemi di gioco, io credo molto nelle interpretazioni e nei principi di gioco perché lo vediamo con questi stessi 11 li puoi schierare in campo in 2, 3, 4 sistemi di gioco differenti che in questo calcio secondo me sono abbastanza relativi, servono solo a disegnare la squadra. Però sì, diciamo, giocare con la linea 3 dà più certezza a Napoli. Io non capisco perché Osimhen non possa giocare col 4-3-3. Questa è una cosa che non ho mai capito, non l'hai mai provato neanche detto, a dire che... Non è detto. Perché comunque uno che con la squadra ha dimostrato di saper giocare abbastanza bene, uno che attaccare la profondità la sa attaccare, lo devi far crescere, un centravanti che deve crescere. Quindi sì, c'è confusione tattica, però dipende anche dal fatto che secondo me Zielinski non può fare il trequartista, per me Zielinski è una mezzala. Hai delle fan straordinarie e appassionate. Ringrazio Luca Delise per la donazione e la domanda. Oh ragazzi, ma ci sta, poi dopo una cazzo di sconfitta Inter, ci manca Insigne, ci marca Mertens, Koulibaly scarico, il campionato è lungo, non è il modulo. Napoliello, le assenze c'erano, è innegabile. Ci sono forse assenze che sono più importanti di altre? Su tutte Insigne, perché ultimamente ha preso la squadra in mano e si è sentita la mancanza sua, quella grinta, quella cazzimma, come diciamo noi, perché li caricava un po' Insigne, no? I giocatori, è venuto a mancare più di tutti lui. Poi Mertens, cioè il punto fermo, la punta, no? Che manca al Napoli. Prima Osimhen, poi si è rotto pure Mertens. Il Napoli si è ritrovato tutto a un botto senza Mertens, prima senza Osimhen, poi senza Mertens e senza Insigne. Il Napoli poi ha fatto fatica, l'abbiamo visto con Petagna, ha fatto quello che ha potuto fare perché pure Petagna non ha velocità, è un giocatore fisico, no? Per questo è andato in difficoltà il Napoli, ha provato a sfondare sugli esterni con Politano e Lozano, ma la Lazio sapeva dove fermare, no? Il Napoli. Sì. Alla fine, capito? Siamo rimasti. Peppone, abbiamo perso contro le prime 3. È un dato indicativo, secondo te? Ma tecnicamente con la Juve non abbiamo perso in campo. Quindi non ci sta una controprova che ci dice la Juve è più forte del Napoli, che non l'abbiamo ancora vista. Poi per quanto riguarda contro l'Inter, pazienza, c'è stato quel rigore, c'è stata l'espulsione, ma noi abbiamo giocato meglio contro l'Inter che stasera ed è paradossale. Contro l'Inter in 10 assolutamente meglio che stasera, e questa è un'altra cosa indicativa. Poi contro il Milan pure là abbiamo avuto una sfiga con quel palo di Di Lorenzo traversa, pazienza, calma fa, però l'importante è il risultato. Abbiamo perso, pazienza, ci sta il ritorno, giochiamoci. Amonra ci dice: dite che Insigne non c'era, ma anche il secondo tempo contro l'Inter in 10 non abbiamo fatto schifo come stasera, e ha ragione.
quello che stasera è proprio inaccettabile è proprio questo, cioè Reina ha fatto 2 parate per i fotografi perché erano belle appoggiate, il primo tiro di Fabian, mi lancio così, e il secondo di Zielinski anche sempre a foglia morta. Dopodiché niente più, non c'è un calcio d'angolo dove io mi sento che forse, chissà, forse facciamo un colpo di te. Cioè Bakayoko, Maksimovic, Koulibaly, Petagna, lo stesso Fabian che è alto, chi mi sto dimenticando? Di Lorenzo che salta, che va a saltare. Cioè, ma è possibile? Maksimovic. Ma tu hai mai visto un calcio d'angolo e battuto bene in questi mesi? Mai. Ma va chi io batto pure io calcio d'angolo buono, veramente. Vi faccio un'altra domanda: avete mai visto uno schema del Napoli riuscire? Ma oggi mi sembra, vedi il Napoli, per fare una battuta, il Napoli in campo, sembra l'occhio di Gattuso, non c'era niente. Stavo quasi per preparare anche io, volevo mettermi la band, poi oggi evitiamo di sparare sulla Croce Rossa, perché ragazzi, io l'unica attenuante che do ai giocatori stasera è che Gattuso, se non sta a bordo panchina ad alluccare, cioè non è un attenuante, è probabilmente un aggravante. Cioè, se questi giocatori non hanno il mister che gli allucca in testa e che gli dice come muove, perché lui li muove col joystick urlandogli in testa, Gattuso sta male, perché si vede che sta male, sta stringendo i tempi, ma non ci dovrebbe nemmeno andare in panchina perché non ci vede, sta soffrendo, si capisce. Sì. Però anche quello è una mancanza proprio dei giocatori, cioè nessuno che prende in mano la situazione. Mamma mia come sto chiedendo in fretta. Allora, calma, perché poi facciamo calma. La Lazio era sgonfia, ci invitava a segnare e noi 0 totale. Se giochiamo con la Juve adesso ne prendiamo 4, non 2 come oggi. Peppone, il più amico bellino del web. Ma che cazzo? No, gli amici bellini sono gli amici nostri, che io li ho ribattezzati così, e tu fai parte di noi, sei dei nostri stasera, quindi sei il più bellino del web. Allora, un'altra cosa importante, dobbiamo imparare a tirare calci piazzati, esattamente, lo stavamo proprio affrontando. Per una volta che Gattuso è stato in banchina non si è capito più niente. Io questa cosa la vedo. Ciao Peppone, ti amiamo, sto con i miei amici, ti abbiamo scritto su Insta, di dove sei? Mimmo, qua va nello specifico, nel personale, non so se... Io sono di Napoli. Napoli c'era. Tifoso della Juventus, voglio salutare Peppone, Caputo Salvatore, benvenuto. Ciao Salvatore. Questo secondo me è il frutto delle poche sperimentazioni e del poco turnover. La squadra senza Insigne e Mertens, con Lozano e KK compromessi, non gioca a calcio, non ha schemi. Può essere? Fabri, può essere? Va trovata ha trovato un punto di incontro, perché Sarri non faceva turnover e sbagliava, Ancelotti faceva turnover e sbagliava, mo Gattuso non fa turnover e sbaglia. Sono giocatori importanti che mancano a una squadra, ripeto, non è un aggravante, ma tu vai alla Juventus, togli Cristiano Ronaldo, Dybala e De Ligt, e l'abbiamo visto che senza questi 3 giocatori la Juve non ne vinceva una, giocando contro squadre come Crotone. E quindi non è questione di poco turnover, perché poi quando non hai avuto Insigne hai praticamente sempre faticato, tranne con l'Atalanta, e poi la mezz'ora a San Siro, diciamoci la verità, tu l'hai dominata perché è stato Conte a lasciarti il campo con dei cambi da codardo, perché Conte è stato un codardo, mettendosi dietro e lasciandoti campo, perché se l'Inter avesse tenuto le 2 punte facendo entrare Hakimi per Darmian o addirittura per un difensore, cosa che avrei fatto per esempio io, il Napoli sarebbe stato completamente schiacciato. Quindi sono d'accordo. Lì c'è stata la reazione veemente, anche perché secondo me la squadra sentiva di non meritare quella sconfitta. C'è stata la reazione, forse pensavano anche che non si meritasse l'espulsione Insigne, e c'è stata una reazione di squadra. Però ci ha messo tanto Conte di suo, e quindi avranno sentito anche la paura dell'Inter, hanno trasmesso paura. È vero. Il Milan segna dopo 6 secondi, vince nei minuti finali, ha avuto rigore a disposizione, eccetera. La fortuna conta nel calcio
noi manco col binocolo la vediamo. Napoliello, tu hai guardato anche un pochino qualche altra partita prima del pomeriggio? Qual hai guardato? La verità, a lavorare, lavoravo oggi. Ah, ok. Anche oggi. Tu hai guardato qualcuno? Zero. Allora io vi dico, ragazzi, io ho dato uno sguardo a Atalanta-Roma. Atalanta ha avuto una reazione senza Gomez, poi si parla, non c'è Gomez, spogliatoio. No, hanno dimostrato di mettere sotto la Roma senza nessun problema. E il Milan, guarda che quel gol di 6 secondi, quello non è fortuna, quelle hanno studiato il Sassuolo, hanno visto che loro partono belli mosci e larghi perché il Sassuolo, ragazzi, ha cominciato prima del solito l'ascesa che fa sempre nelle seconde fasi del campionato e li hanno bucati come il burro. Poi la aggiustano dopo, sì, la fortuna è necessaria, sì, non c'è dubbio, e a noi non ci sta dicendo bene. Però anche con questi io continuo a dire che qualcosa in più ce lo dovevano far vedere. Ragazzi, Madonna mia Petagna, scandaloso, che attaccante scarso, mi sembra un difensore aggiunto messo lì in attacco a fare sponde, non tira mai, non ci prova, ma non è meglio che ci teniamo Milik? Allora, invito, facciamo il contrario stavolta, da Peppone a scendere, Milik. Allora, innanzitutto io penso di essere uno dei pochi rari che stima Petagna, ma come uomo, primis. In secundis, io Milik da dopo la partita con l'Inter, quando finì 2-0, in cui Milik non toccò un pallone, non azzeccò un passaggio, un contrasto, da là Utengan e noi chiudere, neanche in fotografia. Quindi, sinceramente, mi tengo stretto Petagna. Napoliello. Allora, se ti dico che in passato abbiamo avuto riserve più forti di Petagna, tipo Zapata e anche Gabbiadini, secondo me era meglio di Petagna. Gabbiadini sapeva tirare i rigori, aveva quel sinistro da fuori area, ti faceva quei gol straordinari. Secondo me anche Gabbiadini era più forte, secondo me. Poi ognuno ha il suo punto di vista, ovviamente. No, ma ci sta, la tua è una considerazione tecnica ed è innegabile. Poi Petagna è diverso proprio, Sì, un attaccante. Gabbiadini è diverso, sì, perché Gabbiadini giocava anche esterno, faceva più ruoli, no? Perché poi è un giocatore più di movimento, invece Petagna è quello che si va a prendere il pallone in aria, fa le sponde, poi si ritrova in aria, capito, e la butta dentro, si fa questo pallone. Fabri, tu è il terzo attaccante che abbiamo, come terzo lo giustifichi oppure pensi che debba fare di più? Io l'avevo pubblicizzato tanto l'acquisto di Petagna perché ammetto mi era piaciuto perché l'ho sempre ritenuto un attaccante comunque che sapesse fare sportellate, che ti faceva salire la squadra, che comunque il gol li segnava perché con l'Atalanta non tanto, ma con la spalla in cui aveva il peso dell'attacco addosso, ok, che sono dimensioni completamente opposte, però fece bene. Io mi aspettavo molto di più da Petagna. È un giocatore che tecnicamente è scarso ed è un giocatore che io non mi aspettavo che fosse così poco cattivo. Io mi aspettavo che fosse un giocatore molto più cattivo. Io nei miei video dico, lui sembra l'orso Yogi, ha sempre quella faccia da che ci faccio qui. È buono, è un po' più così, è un gigante buono, ma poi tecnicamente quello che è, però poi non lo serviamo mai di testa perché noi avevamo Osimhen, avevamo Petagna, come avevamo Milik, mai un cross alto, mai. Vero. Ragazzi, saluti. I cross alti li facciamo quando ci sta Mertens. Esatto. Adrian Pegac, buonasera, finalmente sta Lazio mi ha fatto godere, comunque un Napoli nullo senza voglia. Vedi che anche gli amici della Lazio che stanno venendo a passare, e io ringrazio per il sostegno, ti sei dimenticato di mettere il like, Adrian, ti ho visto. Metti il like, vai. Dai, ha vinto la tua squadra, metti il like. La questione Petagna, io non voglio né difendere né esaltare né attaccare. Un paio di gol da 3 punti ce li ha fatti pure.
Se noi ci aspettiamo che Petagna sia Inzaghi, Trezeguet, Freddo sotto... No. È come non era Freddo Milik. Quando si fa il paragone con Milik, per me Milik è tecnicamente superiore a Petagna. Certo. Però non attaccava mai il pallone, e specialmente, come faceva notare Peppone, dopo un paio di prestazioni veramente scandalose, a livello di questa prestazione generale qua, cioè di mancanza proprio di voglia e di cattiveria, Milik non poteva più giocare a pallone nel Napoli, si deve sedere in tribuna, deve allenarsi, eccetera, eccetera, ma non poteva più. Io sono categorico sotto questo punto di vista. Llorente, dovendo mettere un palo della luce, metti Llorente, che però a quanto ho capito anche lui era fuori forma, ha avuto un problema anche prima della partita. Non ce ne va bene, ragazzi, non ce ne va bene una. Noi siamo qui per criticare, per fare analisi tattica, per sfogare e per dirne qualsiasi, ma non ce ne va bene una. C'è un allenatore che vi fa vincere all'Olimpico con Petagna e Politano? Se esiste un mago, non un allenatore. Stefania Donati. Lei identifica nella rosa, no? Nei giocatori, il problema così. Anche se proprio tutti e due avevano confezionato poi la vittoria col Benevento. Tu dici Benevento non è la Lazio. Diamo anche meriti a Inzaghi. Diamo anche meriti a Inzaghi che l'ha studiata bene. Petagna gli abbiamo dato una possibilità, non capisco perché Vinicius non gli abbiamo dato questa possibilità. Si ritorna al discorso di Vinicius, che il Napoli non ci ha mai creduto fino in fondo. Se c'era un grosso per Petagna era sempre basso, è così. Siamo ancora all'inizio di campionato, metà campionato. No, sì, questo sì. Ricordiamo a tutti che i like non si pagano, grazie Marat. Levitan, ti avevo visto, dove sei? Stiamo parlando, il problema non è Petagna, il problema sono i terzini che non sanno crossare, solo Lozano sa crossare. Parliamo di Petagna, ma se da dietro i palloni non arrivano, hai ragione. Purtroppo hai ragione. Attenzione, un po' di ottimismo, dai, salvi. Ciao ragazzi, solo io sono ottimista? Meno 7 se ci ridanno il punto martedì, e adesso arrivano partite più semplici e tornano i big. Dai ragazzi, non molliamo, capitano giornate storte. Chi di voi è un po' più ottimista che vuole seguire Salvi? Effettivamente il Napoli le ha sfidate tutte le big. Quindi teoricamente sulla carta abbiamo le squadre più facili, teoricamente. Forse solo il Verona, però sulla carta. Certo, perché se facciamo un resoconto, con l'Atalanta bene, con la Roma bene, con il Milan, diciamo, io dico che il Milan ha meritato, perché Ibrahimovic l'ha vinta quasi da sola quella là. Poi con la Roma bene, l'ho detta. Chi altro? Con l'Inter, io non mi lamento della prestazione con l'Inter, mi lamento del risultato. Atalanta bene, oggi male, e con la Juve non abbiamo giocato, quindi bene o male sono queste. Aiutatemi se mi sto dimenticando qualcuna. Sassuolo? Il Sassuolo però anche lì, ragazzi, non dico sfortuna, ma è una di quelle partite in cui il Napoli ci prova e non ci riesce, e arriva il rigore e loro la svangano, ma non ci ha dominato il Sassuolo. Cioè Osimhen segna inizio partita, cambia tutto. Esatto. No, è vero, però siamo alla 13ª giornata, già 4 sconfitte abbiamo fatto. Sono tante, il Napoli non sa pareggiare. Capite? E quello è un macello. 4 sconfitte a 13 giornate sono pesanti. È vero. Zielinski lo amo, ma stasera appariscente coi tunnel e poco incisivo. L'ho notato anche io, Ponks. Un paio di brioscine belle da vedere, però meno concreto di altre volte. Allora, al momento abbiamo perso con Juve, Milan, Inter e Lazio. Non va bene per una squadra che spera nella Champions. Appena cominceremo a pareggiare qualche partita vincibile, scenderemo tanto. Gattuso me. Il problema sì, perché le sconfitte, per me è meglio una vittoria e una sconfitta piuttosto che 2 pareggi, ma le devi fare non con le dirette avversarie, non con le stesse, perché altrimenti loro hanno lo scontro diretto. Quello poi è il problema.
Sì, ragazzi, abbiamo sfortuna e infortuni, ma sul campo non è sfortuna. Se non gli vai incontro, non ti bussa alla porta. La fortuna aiuta gli audaci e chi se la va a prendere, ed è vero. Siamo in una media da Champions. Mario ci dice. Ragazzi, voi avete dato uno sguardo alla classifica perché ho paura. Siamo quinti. Cioè, siamo quarti, no, siamo quarti in teoria. È corta, no? Cioè, a livello di distanze. Sì. Ma sarà corta fino alla fine della stagione. Ok. Vale, aspetta, qua mi toccano sul cuore. Avresti messo Demme al posto di Lobot? Io avrei messo Demme al posto di Fabian. Io avrei messo Demme al posto di Bakayoko. Avrei messo Demme anche al posto di Politano. Demme deve giocare sempre. È uno di quei giocatori. Io non ne posso fare a meno in campo. E credo anche la squadra. Sì. È l'unico giocatore che fa regia. Sì, sono d'accordo. Fa regia, ma poi scala pure, capisci? Ti dà almeno un po' di raddoppio. Oggi quelle 2 volte che sono entrati proprio lisci. Mamma mia. Demme deve giocare a prescindere sempre. Il Demme è più intelligente tatticamente tutto il lato. Bravo. Io non mi fido, io mi fido ancora di Gattuso. Aspettiamo Osimhen, la squadra è stata costruita per lui, senza non esprimiamo il massimo. È vero che si è studiato per il 4-2-3-1 con Osimhen e Mertens, però devi fare di necessità virtù, è vero, però tu dici, vabbè, però mettiamo Mertens in attacco. Ah no, non puoi. Possiamo giocare con Petagna, però abbiamo ancora Insigne. Ah no, non puoi. Mamma mia. Se Gattuso ha la fissazione per Fabian, vale alla fissazione per te. È vero. Però chi ha ragione tra i due? Ad oggi, poi per carità, io sono il laccio della scarpa di Gattuso, non esiste proprio, però ragazzi, io non sono dei Gattuso Hack, ma sì, con Bakayoko Demme abbiamo giocato bene. Perché mettere Fabian e Bakayoko? Tu che credi, Peppo? Un po' di doveroso turnover perché dopo 3 giorni li cambia, oppure non lo so. Io ho letto stamattina che Gattuso vorrebbe recuperare Fabian Ruiz. Ok. Ma come si fa a recuperare Fabian Ruiz quando poi non è mai arrivato? Cioè, io non l'ho mai visto in una partita decisiva, forse con l'Udinese, ma 2 anni fa, ma neanche. Che segnò di destro. Io mi aspetto sempre quel passo in più di qualità, ma zero. È lento di movimenti, di pensiero. Sembra che vuole andare via. Pure io ho questa impressione. Prego, la porta è quella. Però poi fai i post su Instagram con la maglietta del Napoli, non è la maglia più bella del mondo. Ragazzi, io volevo fare il meme. Ogni tanto io vado live anche sull'altra piattaforma dove me la prendo un po' più leggera, no? Di YouTube, perché qua tattica e quindi tattica. Ma io aprirò una nuova rubrica dove leggo i messaggi, i commenti ai post di Instagram dei giocatori. Se voi andate a vedere Fabian che posta il video dove gioca col cane, non so se avete l'ho visto con la pallina di una lentezza esasperante. Allora, ma pure tu, no? Lo sai perché loro leggono tutti, stanno 24 ore su 24 sui social. È normale che poi Rob sotto ti scrivono queste scarte pure un cane, non lo fai. Ringrazio Fabio nel frattempo che ci fa sapere che Koulibaly e Lozano 3 settimane di stop. Io non credo che col Torino, io credo che facciamo risuscitare Giampaolo e il Torino. Sicuro. Sono troppo. Fabrizio, dimmi secondo me saremo l'unica squadra che non farà gol a Torino. Loro segnano, ma noi non recuperiamo. Saremo l'unica. Sicuro. Io ci sto provando a essere positivo, ma oggi è una barzelletta, eh? No, ragazzi, ci dobbiamo mettere in testa che l'obiettivo del Napoli deve essere la Champions League, solo quello. Perché il campionato ce lo possiamo dimenticare. Ma è chiaro, ma io non ho mai parlato di scudetto. Io, nella mia griglia c'era Juventus, Inter, Napoli e Milan. No, secondo me anche il Milan è superiore a noi. Il Milan ci ha superato un Upiez per come sta giocando. Quest'anno è superiore. Peppone, secondo te la griglia com'è?
Juve, Inter, Milan, Napoli. Anche secondo me è questa qua. Fabri? A inizio campionato avrei detto Inter, Juve, Milan e Napoli, ma io dopo aver visto l'Inter mercoledì posso dire, come dissi dopo il 3-1 al San Paolo dell'anno scorso, secondo me l'Inter non vincerà lo scudetto, quindi penso che ci possa essere una Juve ancora, o magari un miracolo del Milan, ma dico Juve è più plausibile perché ha davanti ha il numero 7 che ti risolve le partite. E oltre a quello, Pirlo ha anche capito che deve giocare come Allegri e non può mettere 50 punti come terzini. Quindi, capito quello, la Juve sta cominciando a essere più logica. Al momento la classifica ovviamente parla di Milan 31, Inter a 30, la Juventus a 27, poi c'è la Roma a 24, Napoli 23 con il Sassuolo. E mi fa male quella partita persa con il Sassuolo perché stavamo a 26, cioè nonostante la tragedia, no? Di cui stiamo parlando stasera, già solo la partita col Sassuolo, e fai conto che perdi col Milan, con l'Inter, noi stavamo a 26, a un punto dalla Juve, senza considerare tutto quel macello, e col Sassuolo a 3 punti dietro. Adesso ci dobbiamo guardare dal Sassuolo, dall'Atalanta che ha fatto un exploit, e la Lazio comunque a 21. L'Atalanta ha anche una partita in meno. Una partita in meno da recuperare con il Verona. Con l'Udinese, quindi rimontiamo in classifica o ci arrendiamo e teniamo questa posizione e pensiamo alle altre competizioni, Peppone? Il nostro obiettivo è la Champions. No, scusami, ogni tanto tu senti il pling. Questo è qualcuno che mi sta seguendo sull'altra piattaforma addirittura. Okay. Scusa per l'interruzione. Vai caro. Il nostro obiettivo è la Champions, quindi io sono pazzo, ma io mi accontenterei anche di arrivare 10º in campionato, ma vince l'Europa League, così automaticamente va in Champions. Aspetta. Dove? Io filmerei pure e poi ovviamente anche la Coppa Italia, che non mi farebbe schifo, è la Supercoppa Italiana. Vai, che le sono rimasto. In effetti, io non lo so, l'Europa League è difficile, però la Coppa Italia l'ha portata perché è una competizione breve, sì. E la Supercoppa è secca, un po' di orgoglio, voglio immaginare, poi perdi, ma l'orgoglio me lo dovresti dimostrare, poi si vedrà. Marco Gicchetti, i terzini nel calcio moderno devono saltare l'uomo. Vedo Fabrizio che annuisce. Fabrizio, i terzini devono saltare l'uomo, ma devono anche difendere un pochino. Più che saltare l'uomo, i terzini devono saper crossare, devono essere quelle armi in più, perché il calcio si sta evolvendo, si è già evoluto in delle ali che non sono più delle ali, sono delle ali di supporto, diciamo, entrano dentro al campo, quindi l'ampiezza te la devono dare i terzini, e quindi devi avere gente, cioè il prototipo del terzino è Alexander-Arnold, che per me è il terzino destro più forte del mondo, ma è uno che ti fa avanti e indietro, ti dà ampiezza e sa crossare. Ora, io non chiedo Alexander-Arnold, perché so che è impossibile, però mi aspetto un terzino che sappia crossare e che sappia chiudere, che ne so, le diagonali dietro. A me basta questo. Poi avere è relativo. Ciccio Gasolino. Ho visto un Napoli dove non aveva voglia, l'unica che secondo me hanno giocato bene sono Lozano, Koulibaly, pure se è fatta male, e Zielinski. Lozano e Koulibaly, io dico solo Lozano. Koulibaly non mi è piaciuto tanto. Zielinski ma... Potete identificare Napoli un migliore del Napoli stasera, il peggiore, cioè non dico le pagelle perché ci allunghiamo troppo, però diciamo quello che si salva, migliore non c'è stato. Bravo. Lozano si salva. Lozano che almeno ha lo spunto, no? Si prende falli, crea ammonizioni.
Oggi ho stato bene, no? Non ci possiamo lamentare più di tanto. Ho una domanda per Fabrizio Zamprotta. Sai del forte trauma alla gamba sinistra di Koulibaly? Secondo te giocherà la prossima partita? Un saluto da Casalvelino Marina. No, la prossima partita sicuro penso che non la giochi. Comunque un saluto a Jenny, a tutta la Casalvelino Marina. Jenny è un mio carissimo amico, uno dei miei migliori amici. E no, sicuro non giocherà la prossima partita. E speriamo di riaverlo il prima possibile, perché è fondamentale. Con Koulibaly e Manolas hai una difesa tra le più forti d'Europa per me. Sarò pazzo, ma hai una delle difese più forti d'Europa. Andrea La Rocca ci dice: secondo voi doveva essere espulso Immobile? Non ricordo la cosa, anche perché mi è saltata la corrente a un certo punto. Un fallo a gamba tesa su Bakayoko. E che credi fosse punibile? Non ce l'hanno, io non l'ho rivista, quindi non lo so. Io non me lo ricordo proprio. Buonasera a tutti. Ho visto un Napoli che manca un po' grinta e pressione alta, perché vedendo la partita stavamo perdendo 2-0 e non attaccavamo, aspettavamo sempre loro per ripartire. Lozano migliore. Io poi di solito al posto di Lozano, sì, Angela, mo facciamo le ipotesi. Io di solito combatto sempre con quelli che si lamentano, ma la palla dietro. A volte la palla dietro è una necessità, perché sono tutti chiusi dietro la linea della palla e tu devi fare movimento per creare lo spazio, eccetera, eccetera. La gamba tesa, ho letto. La palla dietro ci sta, però se non fai nemmeno il movimento senza palla, la palla dietro resta fine a se stessa e nessuno si propone e nessuno faceva un lancio. Ce l'hai Petagna? Una volta lo fai un lancio su Petagna e vediamo che succede, una seconda palla. Napoli, cioè, non può essere una soluzione, no? Nel momento in cui non puoi fare il gioco che hai con Mertens e Osimhen, una volta. Sì, mettono un cross a mezzo, che cacchio. Un cross, ma puoi sfruttare una seconda palla se gli avversari... Comunque la Lazio, senza Acerbi, anche loro delle defezioni, si poteva giocare anche su qualche loro errore. Niente, oggi niente. Veramente... Ti dico una cosa, Vale. Come posso dire, Mario Rui, no? Lo vedi Mario Rui, a volte fa quelle partite che ti crossa infinitamente, a volte lo vedi che torna indietro col pallone e va sempre indietro e non ha mai le palle di salta, come posso dire, l'uomo, no? Si ritorna indietro. Contro il Barcellona fece un partitone, lo vedevi saltare l'uomo, lo vedevi crossa continuamente, invece a volte lo vedi fa partite che è proprio... Ma il Napoli ha giocato 10 minuti forse fra tutte le azioni. Qui manca il carattere, basta guardare le foto sul 2-0, tutti dietro l'uomo, e quando la prendi? Grande Neapolis, come sei bello con lo sfondo, con la maglietta, una roba meravigliosa. Allora, sì, ma la palla dietro non al 90. Esatto, Mario, esatto. Cioè, a un certo punto c'è stato un calcio di punizione, stava un pochino avanti il centrocampo. Gulam, palla dietro. Ma stai perdendo 2-0, ma buttati tutti in avanti e fai un grosso in mezzo, come fanno tutte le squadre della Serie A quando stanno perdendo, e io mi cago sotto che ci fanno la siringhetta finale, perché ti devi mettere paura se metti la palla al centro. E Reina non è straordinario nelle uscite alte, lo conosciamo o no? Io non lo so, guarda. Martina Stella. Mi ricordo Martina Stella. Buonasera, secondo me stava un po' sotto la botta dopo l'Inter. Secondo voi quanto c'entra il fattore psicologico? Sembravamo già sconfitti dall'inizio. Peppo, io ringrazio Ambra. Un abbraccio. Peppone, secondo te hanno sofferto la sconfitta con l'Inter? Qua ripesco il titolo del mio video. Significa che non siamo una grande squadra. Cioè, tu ti dovevi aspettare. Io mi aspettavo una reazione, come si aspettava anche Fabrizio, come si aspettavi tu, si aspettava Napoliello. Ci aspettavamo una reazione che abbiamo fatto una bel 10 minuti finali contro l'Inter. Cacchio, iniziavi come è finito, e invece zero. Poi la Lazio ti ha segnato una reazione zero. Non è un fattore psicologico, è un fattore che
questo Napoli non è più una grande squadra, non è più una squadra di carattere, non è una squadra di leader. Fatti Insigne, zero, siamo morti. Vero. Verissimo. Anto Verde, abbiamo perso perché Insigne non c'era ed è lui un motivatore della squadra, mancava gli spunti dei calciatori e anche Gattuso che oggi tutta la partita seduto, forse il problema agli occhi. Sì, Anto, abbiamo analizzato questa cosa qua e io devo aggiungere anche tatticamente Insigne, ragazzi, perché è leader, è quello che scuote un pochino lo spogliatoio, ma la squadra si appoggia tanto su di lui quando non sappiamo cosa fare. Insigne si viene a prendere il pallone, dà la soluzione a Mario Rui che altrimenti sa da girare. Secondo me è tanto sottovalutato Insigne sotto questo punto di vista e ringrazio Fabio. Dem e Bakayoko sempre con o Fabian o Zielinski e io nel ringraziarti per la donazione, per il supporto sempre, grazie mille Fabio, io sono d'accordo, cioè finché non si rompono, perché Gattuso non mi dicesse che li deve cambiare per forza, perché Koulibaly non l'ha mai cambiato, mai, e io l'ho chiesto un po' di riposo a Koulibaly. Di Lorenzo, vabbè, non avevi l'alternativa, ok, ma tra Manolas e Maximovic tu potevi dare un po' di riposo a Koulibaly, invece no. Demme e Bakayoko devono rientrare nel discorso di Koulibaly, almeno Demme, perché poi Bakayoko pure è lentuccio, però almeno fisicamente non so cosa ne pensi Peppone, regge il centrocampo. Anche perché si dice che squadra che vince non si cambia, non si dovrebbe cambiare. Quindi hai fatto una bella prestazione con Demme Bakayoko a Milano, conferma Demme Bakayoko. È mai possibile che non possono fare 2 partite consecutive? Fabrizio, tu che sei giovane, che questi sono giovani, io non ce la faccio, però voglio dire, no. Il centrocampo perfetto al momento del Napoli, il centrocampo non perfetto, il centrocampo migliore Bakayoko che fa la fase di interdizione, Demme che fa la fase di regia e Zielinski che ti dà il cambio di passo, ti collega i reparti ed è quello lì che ti spacca la difesa avversaria. Insigne che rifinisce, Lozano che punta l'uomo e poi chi hai come punta che Osimhen o Petagna o Mertens, chi avrai. Questa deve essere la conformazione del centrocampo. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Fabrizio, di Napoliello e di Peppone perché io con loro posso rifiatare e so che dicono cose intelligenti, tatticamente coerenti. Lasciate il like. Vi siete dimenticati perché vi state godendo la live, già lo so, stanno là così. È un classico perché poi quando è bella, no? Quando ci sta esperti di calcio, stanno là così. Che bellezza, sono meglio di Campania Sport. Io poi ho voluto fare questa cosa qua, ve lo dico, tanto siamo tra di noi, sono solo 250 persone. Un pochino è un mini dissing al bello del calcio, perché mi sono detto il bello del calcio che chiama Nando Orsi, Sebino Nela, tutta sta gente generalmente anti-Napoli. E poi mi sono detto, ma non è che sto facendo pure io così che chiamo ospiti di altri paesi. Facciamo una live di napoletani per i napoletani che conosciamo perché li guardiamo tutti i giorni e non sentiamo banalità. Quindi se i ragazzi apprezzano con i like, noi questo appuntamento lo continuiamo ad avere, ovviamente con il vostro buon cuore, poi giriamo negli altri canali, perché napoletani per i napoletani secondo me ne capiamo un pochino di più, poi si può sbagliare, ma questo è un altro paio di maniche. Stasera avrei messo Zielinski a sinistra, Fabian, Demme e Bakayoko, Lozano a destra. Politano l'avrei tenuto per un cambio offensivo che nell'ultima mezz'ora è devastante, vero? Ti ho mandato le pagelle in privato, grazie Fabio, oggi siamo tantissimi quindi non apro cose private al momento, poi magari più tardi. Ragazzi, nel momento in cui avete da andare non vi fate problemi, salutate, andate, altrimenti stiamo tutta la notte finché non si fa mattina, perché io da New York sono le 6 del pomeriggio, quindi dipende da voi. E Libero Jardim usa il 4-2-3-1 e ha interrotto il dominio di PSG in Francia. Vedo Fabrizio che scuote la testa. Gattuso out mai.
Gattuso, io è un allenatore che cambierei solamente per 3 allenatori. Dilli. Sarri, e qui la sparo grossa, perché io lo so, ma io rimango innamorato di quell'uomo e di quell'allenatore. Il mio sogno è fare l'allenatore da grande, e l'uomo che mi ha ispirato, il mister che mi ha ispirato è stato lui, quindi io non posso odiarlo. De Zerbi, che secondo me è uno che in una grande squadra può fare molto molto bene, e poi il mio allenatore preferito in assoluto, questo sarebbe un sogno ma non verrà mai, che è Jürgen Klopp. Se questi 3 non possono venire, rimanga Gattuso e cresciamo insieme a Gattuso. Sì, lo so, Klopp è utopia pura, però anche Ancelotti era utopia pura, quindi magari un giorno chi lo sa. Però Vedi che dicono Fabrizio, ma come Fabrizio ha 75 iscritti, mi vado a iscrivere su... Allora, non c'è dubbio che Peppone è veterano e c'ha più iscritti tutti quanti noi messi insieme, ma se qualcuno, probabilmente, ma secondo me già siete tutti iscritti, Fabrizio deve arrivare come minimo a 100 stasera, e Napoliello credo che sta un passo dai 2000. Arriviamo, dobbiamo assolutamente raggiungere questo risultato stasera, perché non c'è proprio possibilità. Vale il centrocampo, ma l'hai visto? Comunque devono giocare Demme e Bakayoko. Senza Demme non c'è gioco e non c'è manco Cazzimma, amica mia. Manca tutto. Peppone Popo fiero. Per male sto fiero e non sto incazzata. È bello l'avatar del gatto con gli occhiali, bellissimo. Valerio, che ne pensate di Di Lorenzo? Non è più quello di prima. Che cos'è che manca secondo voi, Napoli? Un altro terzino. Secondo me Di Lorenzo va bene, però serve anche un altro terzino per farlo rifiatare ogni tanto, perché Di Lorenzo, se fa tutte le partite, è normale che s'acciacca, no? Non dà più quella costanza, quella continuità, che poi è un ottimo terzino. Quello. Buonasera a Achille Vips, ragazzi, basta difendere Gattuso, guardiamo in faccia la realtà. In un anno non abbiamo un gioco, le partite spesso vengono risolte da giocate dei singoli. Achille, ma alla fine tutte le partite di tutte le squadre vengono quasi spesso risolte da giocate dei singoli. L'unico che fa la trama di gioco al momento in Italia è De Zerbi e pochi altri. Peppone, la giocata del singolo, non lo so, dimmi che ne pensi. Ma Allegri come vinse gli scudetti? Giocata del singolo di Tevez, giocata del singolo di Pogba, giocata del singolo di Ronaldo, giocata del singolo di Pirlo, la solita lancio di Pirlo all'Iksteiner, mi ricordo ancora. La stessa cosa di Insigne a Callejon. Ma poi certo, giocatore del singolo Insigne, Mertens, Callejon. Cioè, la giocata del singolo serve anche il gioco, ma sinceramente io preferisco giocare male ma vincere. Però male come stasera non vinci neanche. cioè, mamma mia. Poi il Napoli, per come è strutturato, molto spesso deve giocare bene per vincere, perché non abbiamo proprio quello che ti risolve, capito, che pesca dal cilindro. Ogni tanto lo sta facendo Politano, il tiro da fuori così, però dobbiamo comunque sempre arrivarci. E quando ti parla di non gioco, non sono d'accordo, Achille, perché quando arriva Gattuso trova una squadra distrutta e gli dà un gioco operaio. Ci mettiamo 4-3-3, facciamo difesa estenuante e contropiede. Una Coppa Italia l'abbiamo vinta, qualche punto l'abbiamo fatto, arriviamo sesti, non so, sì, no, settimi. Vabbè. Dopodiché si studia per essere un pochino più offensivi, perché arriva Osimhen, cominciamo anche bene, Parma, Genoa, Atalanta, dopodiché comincia la morte di tutti i giocatori e non possiamo nemmeno... Mamma mia. Cerchiamo, ragazzi, questo è il mio appello. Noi oggi stiamo facendo critiche anche feroci, giustificate, perché non si può vedere uno spettacolo così obbrobrioso. Però cerchiamo di mantenere sempre sul piatto, insomma, ricordiamoci delle defezioni, perché tutti questi infortuni, tutti insieme nei momenti cardine, avrebbero steso, secondo me, qualunque squadra.
Giuseppe Panella, da anni vado dicendo che Ruiz e Zielinski non possono giocare insieme perché sono lenti e non marcano. Gattuso ancora una volta ha sbagliato formazione. E su questo io non ti do torto, perché Gattuso, sebbene lo difenda nel senso che non lo voglio out, la formazione oggi secondo me poteva fare meglio. Napoli possono giocare insieme, perché a volte abbiamo anche giocato bene, anche con tutte e due insieme. Secondo me sì, perché doveva giocare Dem e Fabian Ruiz. No, Fabian Ruiz è cosa? Bakayoko, Dem e Bakayoko e poi Zielinski su, alla 3/4. Che ti dà la soluzione alternativa. Ringrazio Tore Falanga, grazie amico mio, sei sempre gentilissimo con il tuo supporto. Un'altra intossicata stasera, non ne posso più. Qualcuno ci chiede anche la buonanima di Rahmani, non lo abbiamo visto un minuto. Peppone, questo ne è un altro che fortunato non è, perché si fa male in nazionale, prende il Covid e adesso è tornato a disposizione, ma comunque Oggi l'ho visto in banchina. è un mistero che l'anno scorso ha fatto una stagione bellissima col Verona. Poi se è in modulo a 4, secondo me è una cretinata, che prima di andare a Verona giocava a 4. bravissimo. Vedi come sono attenti i miei ospiti, bravissimo. Quindi è una cretinata il fatto del modulo. Io non capisco perché non lo mette, sinceramente. Forse non si fida. Secondo me no. Discorso tattico, discorso forse che con Koulibaly e Manolas ha trovato già un equilibrio con Maximovic in più, quindi la Mani deve ancora entrare, meccanismi, mistero. Chiedo conferme a tutti gli amici, ma non ho motivo di dubitare. Dario Camerino ci dicono: ragazzi, a Sky hanno appena detto che il Napoli da stasera è in ritiro, non è uno scherzo. Ora vai Peppone, ti sguinzaglio al monitor e insomma non so se si può parlare di ritiro punitivo eccetera eccetera, ma dopo una prestazione del genere pare che Gattuso non abbia parlato, ha mandato Riccio. Esatto, sì. Mi conferma Fabrizio e Napoliero. Quindi, ma sicuramente perché sta male. Io questo non credo, lui ci mette sempre la faccia. Anzi. No, sì, ma l'ha detto per avere il problema all'occhio. Esatto. Quindi, però, posso immaginare che dopo una prestazione del genere Gattuso contento non stia. E quindi forse è anche meglio se questa cosa è avvenuta, cioè che nel senso che non è andato davanti alle telecamere, perché secondo me gliene avrebbe detti 4 davanti a tutti, ai giocatori. Poi alle sue colpe. Meglio vendere subito Milik, sta azzoppando tutti i nostri attaccanti. Non hai torto, me l'ha detto anche il mio moderatore Marat. Titolo della live doveva essere la maledizione di Milik, perché ragazzi, a uno alla volta. E l'ultimo pare che sia proprio Llorente, che mi pare che ha avuto un problema, non so se nel riscaldamento o comunque. Mamma mia. A questo punto ve la faccio la domanda. Comprare a gennaio Gomez e salutare a fine stagione Mertens è una bestemmia? Fabrizio? Sì, Gomez secondo me è un giocatore che poi va comunque visto in una grande piazza, perché ok, l'Atalanta è diventata una grande piazza, però comunque una cosa è che sei comunque il punto cardine di un progetto che si è costruito su di te e su Gasperini, un'altra invece è entrare poi tra l'altra stagione in corso in un'altra realtà in cui ti chiedono, soprattutto perché sei il Papu, ti chiedono tantissimo. Secondo me non è quello che serve, perché aggiungeresti un altro attaccante che li hai, diciamo, serve un sostituto di Insigne. Io personalmente lo vedo, per quelle che sono poi le possibilità del Napoli, in Zaccagni. Il sogno sarebbe Boga, però non penso che Gomez sia utile. Mertens fa alla fine spogliatoio, è un giocatore duttile, quindi io rimarrei con Mertens per quanto non sia un grandissimo fan. E Marco Libonati ci conferma in ritiro fino a mercoledì da Sky adesso. Ora bisogna capire una cosa, visto che oggi, vabbè, è domenica, lunedì, martedì, mercoledì,
si potrebbe anche pensare, ma giochiamo a Napoli o Sì, Gioca a Napoli mercoledì sera. giochiamo a Napoli mercoledì sera, quindi nemmeno si può dire hanno anticipato la trasferta. È il ritiro punitivo, si può dire probabilmente. Sì, più o meno, sì. Siamo ad un punto dal nostro obiettivo. Io non farei tragedie, caro Luigi. Ciao, prima di tutto, e benvenuto. Buonasera. No, la tragedia non si fa, ovviamente, per quanto riguarda la classifica, che stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Potevamo fare qualcosa in più, ma è la prestazione di stasera che mi lascia proprio. Comunque lo chiedo anche a voi quattro. Petagna ogni volta che lo inquadravano a testa bassa quasi rassegnato. Secondo me c'è pochissima fiducia da parte dei compagni, per non parlare dei tifosi. Napoli, secondo te i compagni non si fidano? Questo ci può anche stare, non tutti, ci sta anche che parte dei giocatori non si fidano di lui ma non penso più questo. Io penso che proprio Petagna, non lo so, sembra che essendo che non ci sia Mertens che insegna in questa partita, si sentiva un po' troppo peso, capite? Di portare un po' troppo peso. Allora alla fine non è riuscito a fare la partita che doveva fare, capito? Questo qua. Chiaro. Baby Fox ci dice: cosa ne pensate del Papo al posto di Fabian? Ma io so che Baby al posto di Fabian ci metterebbe anche questa cosa di cartine. Oppure, che ne so, gli occhiali questi qua che sono senza lenti. Al posto di Fabian pure potrebbero andare bene. Non lo so. Vabbè, lasciamo perdere. C'ho cose sulla scrivania che non tutti possono vedere. Allora, Milik, la maledizione del primo infortunio in tutti i cinema quando riapriranno. Mamma mia. Vediamo un pochino. Aggiungo Colletta PayPal per lo scambio, perché sempre per togliersi Fabian da mezzo. Ma l'obiettivo che abbiamo è un obiettivo minimo, perché non siamo inferiori alla Roma. Per questo il quarto posto per me non dobbiamo troppo sudarlo. Poi sono punti di vista, ovviamente. Nicola Iannicella, amici, senza Mertens attacca alla Serie B, cioè attacca. No, aspetta, non ho capito. Si salva forse Lozano, il resto non serve. Ah, tu dici tutto l'attacco è da Serie B, cioè hai fatto una mischiata: Insigne, Osimhen, Petagna, Politano, ci mettiamo pure Elmas perché gioca lì, salvi solo Lozano e Mertens. Ma un po' troppo. Ecco, Vale, secondo me Elmas doveva giocare un po' di più stasera, secondo me. E questa era un'altra delle ipotesi, no? O spostavi Lozano a sinistra o mettevi Elmas al posto di Insigne. Sì. Peppo, io ho un'idea, però non lo so se è condivisibile o meno. Lozano mi piace più a destra, per me è più imprevedibile. Bravo. Sì. Pure a me a destra. Ma io Ma non hai il rientrare. Vai. Ti dico addirittura, Vale, io avrei azzardato una cosa, no? Quando ho visto che Petagna non riusciva a buttare la palla dentro, avrei azzardato a fare una cosa: a mettere Lozano prima punta e mettere Elmas e Politano sugli esterni. Non è una cosa sbagliata, perché secondo me in emergenza totale è Lozano che va prima punta. Gattuso lo ha fatto capire. L'ha già rifatta, sì. Gattuso l'ha fatto capire che Lozano, avendo più istinto del gol degli altri e potendo giocare in profondità come magari si può fare con Osimhen, questa è un'opportunità. Però secondo me sarebbe stata poi una bocciatura per Petagna, che quando mancano i due attaccanti addirittura ci metti Lozano, probabilmente psicologicamente sarebbe lo uccidi proprio, ragazzi, completamente, che quello lo perdi. A livello di ambiente non è molto amato, cioè sta sempre lì che deve dimostrare, segna e di Gnebel che ha tirato male, cioè poi questa cosa uccide praticamente. Vabbè. Pablox, ti ho visto, scrivi sempre Fablo. Scambio Papu Milik, che dite? Comunque buonasera Vale, buonasera Pablox. Sai che se lo chiedi a Otis
lo scambio Papu Milik probabilmente lo fa, perché ci sta questo youtuber dell'Atalanta che adora Milik e lo voleva all'Atalanta a tutti i costi e probabilmente lo farebbe al momento. Non so se l'Atalanta è d'accordo, non so se il Napoli è d'accordo, che a quanto pare il Napoli vuole solo soldi. Petagna si boccia già da solo passandola davanti alla porta. Anche male. Anche male. Levitan, caro Valerio, Lozano ti piace più a destra perché fai cross, cosa che non sa fare Di Lorenzo. Mua, Alberto, è così. Perché Lozano poi non ha neanche il rientrare sul destro e tirare, una cosa che fa pochissimo. Fa e uno poco, invece più che va a crossare. Esatto, e quando lo fa comunque sta troppo lontano dalla porta e il tiro comunque non è troppo efficace. Insigne ha la doppia opportunità di fare il taglio su Lozano che taglia e quindi c'hai la cosa alla Callecon e ogni tanto il tiro a giro che quando becchi il portiere in forma entra in porta e quando il portiere sta dormendo va fuori oppure funziona, che poi le dobbiamo prendere tutte. Vorrei sapere da tutti e quattro in questo momento della stagione chi è stato il migliore e chi è stato il peggiore. Vai Peppone, questa è bellina. Politano, Lozano, Insigne e Demme. Questi migliori? Questi migliori. I peggiori Di Lorenzo. Forse Mertens pure, che non mi sta impazzendo, mi sta facendo impazzire tanto, soprattutto nel 4-2-3-1. E dire basta, mo a memoria. Napoliello. Allora, i migliori quelli che ha citato lui, praticamente Lozano, Insigne, Politano, capito questi qui, e Demme, che hanno fatto bene. Peggiori Fabian Ruiz. È un Camallò. Talmente che uno lo toglie. Camallone. Fabian Ruiz, Di Lorenzo, mi aspetto, vabbè, da Petagna di più. Fabri. Ne dico uno per ruolo: migliori Lozano in attacco, Demme a centrocampo, Koulibaly in difesa, e i peggiori invece in attacco Mertens, sì, a centrocampo ovviamente il caro Fabian Ruiz, e in difesa mi duole dirlo, ma Di Lorenzo. Sì, credo che siano condivisibili. Faccio giusto una menzione tra i migliori, non è il migliore, però uno che ci ha dato più di quello che ci aspettavamo è Zielinski nell'ultima fase, dove ci ha dato un pochino anche la variante tattica e ci stava piacendo tantissimo. Ha fatto 3-4 partite di fila bene, che era il migliore in campo. E poi ovviamente Lozano ha avuto un ottimo impatto. Demme si fa capire che quanto è importante. E in difesa sì. Voglio dare un plauso a Manolas, che ho molto criticato in alcune partite, ma nell'ultimo periodo è andato in crescendo. Sì. Maluccio Di Lorenzo. Centrale. Allora, vediamo un pochino. Luca Cecchi: non vale Gattuso ci uccide psicologicamente se fa giocare Petagna. Ragazzi, ma lo vedete quando gioca? Non è da Napoli, spero che si riprende, ma anche quando la palla se ne va sulla linea laterale. Ma quello è un po' il gioco, perché il gioco nostro è sempre allargare, però non andiamo più belli verticali. Tu devi riempilare poi dopo, cioè se lui andava laterale, che capisco, ti devi cercare anche lo spazio. Chi entra dentro? Nessuno oggi nessuno. Posso lanciare una bomba di mercato? Sì. Che ovviamente è inventata da me, quindi non c'è nulla di reale. Ma se vendessimo Petagna e lo vendi sui 20-25 milioni, ovviamente ad agosto, non a gennaio perché è impossibile, a luglio, lo vendi su quei 20-25 milioni e ti compri quindi dopo, perché stai parlando di agosto. Ripeti. Quindi Petagna sui 20-25 milioni e ci compri, che ne so, Zaccagni, e fai arrivare come vice Osimhen, che gli fai fare gli ultimi 1-2 anni di carriera, Quagliarella, che lo prendi praticamente a zero.
che è un signor attaccante che verrebbe qui a piedi, anzi verrebbe strisciando probabilmente. Questo è un Ed è ritorno uno... che ci sta, se ne parla quasi ogni anno, Peppo, cioè Quagliarella in ritorno a Napoli. Io lo prenderei. Sì. Dopo quello che gli è capitato, Sì. lo prenderei. Sarebbe anche una Sarebbe bella anche chiusura. un bel abbraccio anche della gente, perché Napoli ci siamo lasciati male, ma non era colpa sua. Ma quando mi manca quel centrocampo di una volta, invece, parlando del Napoli, no? Alan, Marek e Jorginho. Mamma mia, che centrocampo. Ragazzi, Jorginho tra i giocatori più sottovalutati nella storia del Napoli. Quello era un centrocampo, tanta roba, voglio. era perfetto. L'unico problema di quel centrocampo, sai qual era? È che era insostituibile. Cioè, nel momento in cui provavi a fare proviamo Rog al posto di Allen, malissimo. Zielinski era l'unico che poteva entrare. Bravo, Zielinski ogni tanto poteva prendere il posto di Hamsik, Ma neanche, perché io mi ricordo che il secondo anno di Sarri a centrocampo era il luogo del campo in cui si ruotava di più. Io mi ricordo Diawara che fece quel primo anno benissimo, Zielinski fece il primo anno benissimo, a tratti anche Rog giocò molto bene, poi purtroppo l'anno dei 91 punti crollarono tutte e tre, perché anche Zielinski, io mi aspetto che lui sia uno dei centrocampisti, io la sparo, per me Zielinski potenzialmente tra i centrocampisti più forti d'Europa, ma è una cosa che dice anche Sarri, ma il suo limite è mentalmente. Sì. È finita l'era DL, si parlava del vice di Amazon, non uno senza soldi, porterebbe tanti ma tanti soldi, che ora come ora, zia Aurelio in tasca e basta, a parte l'ultima sessione di mercato dopo anni. Non ci credo proprio, ogni volta che il Napoli fa una partita un po' più così o due partite consecutive si parla che finisce a DL, ma non succede mai. No. Ma poi i soldi contano poco, cioè col fair play finanziario contano, cioè se poi arriva Bill Gates e mi fa lo stadio, il settore giovanile, il centro sportivo e mi porta buone sponsorizzazioni, allora ne possiamo parlare. Ma se mi deve arrivare il cinese che stava al Milan 3 anni fa, con Fassone e Mirabelli, e mi deve spendere 300 milioni tra Kalinic e Andre Silva, con un mercato senza criterio, no, io mi tengo De Laurentiis, che alla fine abbiamo una squadra competitiva. Peppone, ti piace De Paul? Come trequartista, sì. Quindi tu Trequartista esterno. lo vedresti dietro la punta, non come centrocampista al posto di Ruiz? No. Centrocampo no. Trequartista sì. Per me lo potrebbe anche fare, però ovviamente è un 10 che si adatta, l'Udinese se l'è presa sulle spalle, quindi fa un po' di tutto, perché è l'unico. Sì, secondo me potrebbe fare, volendo potrebbe fare anche il regista lui, perché c'ha un bel piede educato. Cioè. Sì. Ma mettere il centrocampo a 3 con Bakayoko vertice basso che fa interdizione, De Paul largo che ti fa regia e Zielinski che ti dà il cambio di passo. C'ha una visione di gioco spettacolare. Bello. Diciamo è un centrocampo un po' stile spagnolo, diciamo, con quello che fa interdizione mediano e quello che fa regia è più mezzala, però sarebbe un centrocampo che a me farebbe impazzire. Io ci vedo anche bene la coppia De Paul, anche a due. È un po' fisicamente un po' più carente, però sveltezza, io ho bisogno della sveltezza. Extreme 4K, buonasera Valerio, come mai Gattuso non ha fatto la conferenza stampa? Credo per il problema all'occhio, c'è stato confermato da più fonti. Secondo me, invece di puntare a riformare l'attacco, bisognerebbe rifondare il centrocampo. Abbiamo grossi problemi di costruzione della manovra da dietro, a partire dai centrali di difesa fino ai mediani. Peppo, sì. Secondo me l'idea era di arrivare subito ai trequartisti, fondamentalmente, e far fare a loro più la regia. Però non è facile, non lo so. Il colpaccio sarebbe stato il Pirlo di una volta. Dove sta un bel colpaccio. Dove sta? Non ne so più. Trovatemelo un altro Pirlo. Suggerisce Castrovilli. A Firenze non mi sta piacendo tanto quest'anno.
Sì, ma poi è un siamo- giocatore molto offensivo. Sì, più sulla tre quarti. Castrovilli è un rifinitore, non è un regista. sì. A noi ci serve sì, più un giocatore che Il fa rifinitore ce doppio. l'hai, No. è Insigne. Rita, io l'urlo ce l'ho sempre pronto, lo sai, a qualsiasi momento sta qua dietro. E oggi ho urlato, oggi tra il proprietario, la casa che gocciola, vabbè, lasciamo perdere. Gaetano Casale, lo bocca 23 milioni al tempo stesso prezzo di De Paul, che oggi fa il doppio. Vi farei 2 domande su Giuntoli. Guarda, Raga, Io ho vale. più di 2 domande. dici. Vale, ma lo sai chi ci vedo bene io nel centrocampo del Napoli, in regia, Veretù. A me mi fa impazzire Veretù, mamma mia. Mamma mia. Ma siamo arrivati tardi perché la Roma non te lo dà più. Veretù in questo momento è inamovibile nella Roma. Giocatore completo, sotto ogni punto di vista. Giocatore Grande. che gioca in verticale, piglia la palla e verticalizza. E fa pure ammazzate se le deve fare. Ma Veretù è fortissimo. Sa Io tirare Veretù è i una mia rigori, colonna portante sa tirare i rigori fantacalcio. come faceva Giorginio a noi prima. È un giocatore Tira pure le completo. punizioni, Veretù. Veretù tira pure le punizioni, fortissimo. E i C'ha una rigori. castagna, c'ha la castagna, c'ha una visione di gioco perfetta, cioè un giocatore di enorme qualità, voglio. C'ha fisicità, c'ha tutto. Buonanotte Paco, buon lavoro domani, assolutamente. Sottolineando il grande gol, nulla da dire, Eurogol di stasera. Secondo voi perché Immobile è così sottovalutato in Italia? Peppone. Forse perché nella nazionale non è incisivo tantissimo. La Lazio gioca per lui, insomma, è tutto La intorno a Lazio, lui. Luis Alberto, Vinkovic, Savic danno la palla a lui e lui segna. Ci sta. Deve dimostrare qualcosa nella nazionale, perché poi sta avendo numeri di grande continuità. Si parlava tanto di Vesino per Milik, cosa ne pensate? Facciamo un domani. Per favore, Vesino no, tutti, ma Vesino no. Vi prego. Oltretutto è rotto, cioè Ha espresso Ma il che pensiero, penso, di ancora di tutti. più, Ecco. è rotto pure, cioè ragazzi, no, questo è il desiderio dell'Inter, che a ogni settimana ce ne offre uno, Vesino, poi hanno detto perché non vi prendete Nainggolan, il ninja, è forte, che non gioca mai, poi ci offrono Eriksen che però è impagabile, poi si riparla di Vesino, perché loro Milik, come dice Lukaku, lo vorrebbero e stanno cercando di spolognarci qualsiasi Ragazzi, a voi Nainggolan vi piacerebbe Nainggolan? Nainggolan è stato uno dei centrocampisti per me più forti del mondo, ma al momento un po'... Ormai è Certo, Nainggolan mentalizzato, Nainggolan è centrocampista completo perché ha fisico, cambio di passo, accelerazione, tiro da fuori, qualità, ha sia il destro, il sinistro, ha capacità di regia, è uno che ti dà comunque carisma, però il problema è deve averlo in condizione, lo vedo più a Cagliari. Sì, non è più... Ragazzi, fatemi capire, siamo stati 240, 250 per tutta la live e non siamo ancora a 200 like. Considerando che 40 like erano già da stanotte perché sono 40 account falsi miei, che volevo fare? Cioè, stasera che volevo fare? Ho capito la depressione, ma non è colpa nostra. Fatemi capire che i moderatori si pigliano collera, ma non è per me, è per loro, per creature. Perché... Allora, Luis Suarez, a proposito di Luis Suarez, Cop Miner oggi ha fatto una grande partita contro il modesto Willem. Solo a questi calciatori può arrivare a Napoli, no a quelli che prendono 6-7 milioni. Cop Miner è un bel giocatorino, l'ho comprato 22 anche anni. Championship Manager. E la società era contenta dell'acquisto. Sì, però il nome Luis Suarez... boom 225, 205, ok, no, perché si erano dimenticati, ma forse voi siete un pochino in depressione perché abbiamo capito, abbiamo perso, abbiamo meritato di perdere, nessuno appello, eccetera, eccetera. Se io dico una cosa e la butto là così, perché ci stiamo avvicinando, ragazzi, dietro l'angolo, martedì si dovrebbe sapere il terzo ricorso
e chiedo se avete un'idea, un'ipotesi, un ottimismo, pessimismo, e parto da Peppone e tolgo questo, professionalità. Devo essere pessimista. No, devi essere te stesso, devi dirmi come la vedi. Me stesso è che secondo me ci danno più punti penalizzazione, più qualche multa. Ah, in più, cioè si accaniscono. Aia. Ho questa paura incredibile. Ok, Napoliello. Secondo me è perso ormai, cioè, non si fa più niente. Cioè, io penso resta così, non penso ci vanno a penalizzare ancora, però nemmeno ci tolgano il punto di penalizzazione. Ok. Fabrizio? Logica vorrebbe, c'è stata una partita in Serie B, voi oppure i nostri gentilissimi spettatori potranno dirmi che squadra, perché non lo so, mi sembra la Salernitana, non si è presentata. La Reggiana. Ah, la Reggiana, ok, grazie. Le hanno dato il 3-0 a tavolino, ma non il punto di penalizzazione. Con questo precedente, in teoria, il punto di penalizzazione almeno dovrebbe essere tolto, e io mi accontenterei solo di questo. Però se devo dire quello che mi aspetto che lo perdiamo, perché ero positivo la prima volta, ero positivo la seconda volta, qua non mi voglio fare false speranze, ma secondo me il Napoli non lo può vincere questo ricorso, perché la Juve la affondi se fai vincere il ricorso a noi. Sì, io ti dico ancora un'altra cosa, volendo essere nella negatività. Allora, io credo, come te, che probabilmente si potrà arrivare a una soluzione all'italiana, cioè tolgono il punto, però non la rigiochi perché sennò è un macello, eccetera, eccetera. Ti dirò di più, se la rigiocassimo, si rigiocherebbe magari a cavallo tra Supercoppa, Coppa Italia, un macello così, con tutte le defezioni che non so se abbiamo il tempo di recuperarci, un mesetto, però non lo so. Noi è capace, la cosa peggiore è capace che ce la fanno rigiocare e pigliamo 4 pallone, perché nel frattempo Pirlo si è imparato o 3-5-2 di Allegri e gioca con i terzini sulle fasce e quindi non si scoprono. Ronaldo tutto a posto, noi in defezione totale, ritiro e cose va, diventiamo la barzelletta dell'Italia e dopo io devo chiudere il canale perché Meglio perdere 5-0 sul campo che 3-0 così, per come bravo Fabrizio, bravo. Vedete la gioventù? Vedete cosa significa avere la freschezza? Io oramai sono stanco, ho parlato di giurisprudenza per 2 mesi, ho cercato di convincere gente che non ci poteva credere che lo Stato è più importante del calcio. Niente, non si sono convinti. Nel frattempo Suarez, mi piace ricordarlo, ha ammesso, cioè, nel senso, hanno continuato le indagini e ha detto sì, sapevo tutte le domande, sì, avevo l'accordo preliminare con la Juventus, sì, poi mi ha chiamato Paratici, ha trovato tutto cosa mia. Questo per fare una chiosa, perché poi non fateci ridere. Maratto, ho confessato tutto al procuratore, vedi? È lui stesso. Ma è sicuro che ha lavato tutto cosa a mezzo, parati? Ciuvina ha lavato. Ragazzi, vi devo salutare. Domani è arrivato un saluto a tutti, buon proseguimento. Grazie, Muce. Adesso ci sono, guardiamo un pochino in avanti. Adesso ci sono 6 partite da vincere senza scuse. La prima è col Torino. Dopodiché, ragazzi, che cosa c'è? Qualcuno Cagliari. è pronto? Mi sembra Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona, se non sbaglio, o comunque tipo Udinese, Spezia, Spezia, Verona, l'ordine bene o male è questo. Se posso intervengo io su questa. Sì. Il Napoli non vogliamo considerare, allora io non voglio parlare di scudetto, però io vedo un campionato che si divide in 2 blocchi, 11 squadre e 9 squadre. Queste 9 squadre sono l'Hellas, il Sassuolo, la Lazio, la Roma, il Napoli, la Juve, il Milan, l'Inter e l'Atalanta. Queste 9 squadre, chi più chi meno, io le vedo molto vicine. Per me gli scontri diretti sono tra queste 9 squadre. Tu stai facendo pena, diciamocelo, in questi scontri diretti. L'importante
è che al momento tu non hai perso nessuna delle sfide contro le altre, mentre le altre i punti li hanno persi con quelle. In questo tipo di campionato, nel girone di andata, io mi aspetto almeno un punto con l'Hellas Verona, ma poi mi aspetto il punteggio pieno con le altre 11. Ok. E poi nel girone di ritorno avere sempre quelle 11 come bottino, non dico pieno, ma quasi, e poi te la giochi con le big, Con gli scontri diretti. che invece perdono punti con questi. Alla fine, bene o male, stai lì poi. Anche perché poi le altre, Dici, anche perché poi le altre si devono sfidare. Ci deve ancora essere il derby di Roma, per dirne uno. Il derby d'Italia, che dirà Certo. tutto sull'Inter. Mi piace sta cosa, perché è una cosa che ogni tanto penso anche io, se il campionato diventa equilibrato, sono le partite con le piccole che diventano più importanti, perché tra le grandi può succedere di tutto, l'episodio, una la vinci, una la perdi, un paio pareggiano e quindi saranno tutte mischiate, mentre con le piccole non devi steccare. Ed è clamoroso pensare che quest'anno il Napoli finalmente ha risolto il problema di vincere con le piccole. Napoli è sempre stato un po' il nostro, sai, il nostro problema, scardinare. Con le piccole, sì, era stato sempre il nostro problema. Cioè, il Napoli inciampava sempre con le piccole e poi nei scontri diretti veniva fuori il grande Napoli, no? Perché faceva con il Liverpool, con ogni squadra forte, ma anche in campionato stesso, quando giocavamo con l'Inter, la Juventus, al San Paolo, cioè a tutte le facevamo male. Eppure quando beccavamo per dire una partita con il Lecce si perdeva in casa. Ora vabbè, lasciamo perdere l'anno scorso che è stato un anno particolare, sappiamo. Però il Napoli ha avuto difficoltà sempre con le squadrette, diciamo, no? A vincere, con le squadre che si chiudevano. Esatto, vedi, noi con Benitez perdemmo uno scudetto per colpa delle piccole. Oddio, Peppone. la Juve fece 102 punti. Vabbè, sì. Era difficile avvicinarsi a quel... Quell'anno lì è proprio... Sì. Allora, vediamo un pochino. C'era un'altra domanda che avevo visto, un po' più tecnica, no, proprio di numeri. 5 sconfitte su 13, mai nessuna squadra ha vinto lo scudetto con così tante sconfitte in così poche partite. Tra l'altro il Napoli di Gattuso. E poi probabilmente continua. Vabbè, non vedo il resto. 5 sconfitte su 13, però senza pareggi. Una che purtroppo non l'hai nemmeno giocata e quindi vabbè, e poi c'è Milan, Sassuolo, Inter e Lazio. È un campionato particolare. Secondo te possono essere ribaltati anche dei luoghi comuni del calcio, come la migliore difesa vince il campionato, oppure che ne so, devi per 4 sconfitte massimo altrimenti non vinci? È un campionato diverso dagli altri. Sicuramente è un campionato più equilibrato, visto che la classifica è molto corta. Cioè già dal primo al quarto ci stanno tipo 3-4 punti, mi sembra, quindi è cortissima. Io, come ho sempre detto e sempre dirò, il Napoli, questo Napoli non è da scudetto. Per me non è da scudetto. Per me lo scudetto è roba di Milan, Juve, Inter. Poi, se il miracolo di San Gennaro, che anche non si è manco squagliato, hai capito? Io non mi tiro indietro personalmente, però sono molto titubante. No, ma infatti sì. Il fatto è questo, è che noi ancora facciamo discorsi, però con 4 partite, 4 sconfitte non vinci il campionato. Noi non abbiamo vinto il campionato. Non siamo partiti con questa cosa qua. Non abbiamo obblighi. Dimmi. Non abbiamo obblighi, no? Ho detto solo questo, scusami se ti ho No, ma infatti, cioè, noi dobbiamo fare un ottimo campionato per arrivare in Champions, come merita questa rosa, perché questa rosa merita di arrivare in Champions. Però se pensiamo ancora allo scudetto, probabilmente siamo fuori strada, perché non abbiamo la mentalità della continuità.
Ma ancora pensate che il nostro obiettivo è lo scudetto? Ma quale logica usate? Noi con 91 punti non l'abbiamo vinto. No. E qui si fa il ricordo che probabilmente quello è il Napoli che fece innamorare Fabrizio. È con un Napoli più forte di questo, secondo me. Tu dici che quel Napoli lì era più forte di questo? Secondo me No, sì. sono d'accordo. Vedi? Negli 11 sì, ma nella rosa no. Secondo me quel Napoli era più collaudato, visto che era una Sì, rosa negli costruita 11 in titolari, io 3 dico anni. negli 11 titolari sì, le riserve Gli no. 11 titolari sì. No, le riserve avevi giocato, toglievi Caglion, avevi un ass, toglievi Insigne, avevi Giaccherini. Adesso comunque hai Politano, Sì, hai no. Petagna. A livello di rosa È un campionato diverso, rispondo allo spettatore che ha appena commentato. Era un campionato diverso, quei campionati li vincevi a 91-95 punti. Secondo me questo campionato lo vince a 78-75 punti. Poi non ho detto, per esempio, io non ho detto che l'obiettivo è lo scudetto, ho detto che il Napoli non si deve preludere lo scudetto. Perché non siamo i favoriti, al contrario invece secondo me di un'Europa League in cui secondo me siamo i favoriti insieme al Tottenham. Chiamatemi pazzo, ma per me siamo i favoriti insieme al Tottenham in Europa League. Lì abbiamo più un obbligo di arrivare fino, non dico fino in fondo, ma comunque di far vedere qualcosa. In campionato no, in campionato hai l'obbligo di finire in Champions, ma io dico non precludiamoci mai nulla. E infatti Alberto ci ricorda 5 sconfitte, l'Atalanta ne ha 3 e sta sotto di noi, perché poi anche i pareggi ti penalizzano tanto, no? Con i 3 punti, ovviamente. Luigi e Barone ci dice: ma perché il Milan è stato costruito per vincere lo scudetto? Non lo so, però sicuramente hanno avuto l'impatto di Ibra che ha cambiato un pochino la storia di questa squadra. Credo. Chi vuole intervenire senza fare il nome? Sì, secondo me il Milan principalmente l'obiettivo è la Champions League, lo sappiamo, perché Milan è partita per rientrare almeno al quarto posto come obiettivo. E invece poi si ritrova lì, dice perché no? Siamo lì e giochiamoci il campionato. Poi avendo un giocatore come Ibrahimovic che sappiamo, quando c'è i campioni le partite te le vincono da sole. Quella l'ha dimostrata a Napoli. L'ha dimostrato a Napoli che con un campione si vincono le partite. Forse quello manca a noi. Al Napoli manca il campione. Diciamoci la verità, ci sono tanti ottimi giocatori, tanti forti giocatori, ma ci manca il campione come Higuain, Cavani di una volta. Al Napoli mancano questi giocatori. E anche con quelli non abbiamo vinto. Perché avevamo quelli, il campione lo abbiamo. Il campione per me lo abbiamo. Io in qualche video fa l'ho sparata grossa. Poi diciamo, avendo poco riscontro, avendo poca visibilità, non ho avuto un confronto. Adesso comunque voi, per me tolto Cristiano Ronaldo, Insigne è il giocatore più forte della Serie A. Questa è grossa. Questa cioè, è grossa. Insigne comunque è il 10 della nazionale italiana. Insigne è un giocatore che ti decide le partite. Poi certo non gioca nel ruolo di Cristiano Ronaldo, non gioca nel ruolo di Ibrahimovic, quindi non è quel giocatore che ti fa quei 30-35 gol. Insigne è uno che gioca molto più dietro, quindi però è un giocatore intanto decisivo. Il problema è più che altro la rabbia davanti, non c'è cattiveria. Mo vediamo Osimhen come torna, che ci hai speso 70 milioni. Ma poi comunque stavo pensando, la Juventus l'anno scorso ha vinto lo scudetto perdendo con Lazio, Napoli, Milan, Cagliari, Roma ed Hellas Verona. Quindi comunque ha fatto 6 sconfitte e ha vinto lo scudetto. Come è bello quando sei giovane e ti ricordi le cose senza dover non mi ricordo di niente l'anno scorso. Completamente rimosso. Oltretutto faccio anche difficoltà perché per me l'anno scorso Gattuso, 2 anni fa Ancelotti, quando invece è tutto successo in un anno. È vero. E quindi vado veramente in difficoltà. La cazzimma esiste per chi non è un fuoriclasse. Esiste, sì. Certo, io credo che Extreme voglia dire che tu puoi sopperire a certe mancanze tecniche, insomma, anche di qualità, con quel dare più, no, degli altri.
l'esempio, no? Allan non aveva questa fisicità enorme, ma talmente che mordeva le caviglie che era capace di sradicare. No? Ragazzi, il Napoli di Mazzarri, tolti quei tre davanti, era una squadra operaia assolutamente, era Aronica, Campagnaro e Cannavaro in difesa, davanti Gargano e Berami, Ragazzi, Maggio e Dossena, cioè tolto Hamsik e Cavani. Ragazzi, ma quanti recuperatori di palloni mostruosi abbiamo avuto? Berami, Gargano, cioè, Allan, cioè. Sì. Blasi non era male, Blasi. Cartellino facile. Ogni partita era un'ammonizione assicurata, però faceva quello che doveva fare. Quello era il ritorno del Napoli, no? Che ci stava cominciando a... Mamma mia. Però, ragazzi, volendo, oggi è una serata triste, vabbè, però noi abbiamo vissuto, forse non Fabrizio meno di noi, ma noi abbiamo vissuto dei momenti di sconforto. Il Napoli che sparisce, che ti devi andare a vedere i servizi solo sul TG regionale perché sennò non ne parla nessuno. Madonna mia. Serie B, Serie C, fallimento. Risali dalla Serie C, stecchi il primo anno perché ci fregò l'Avellino. Sì. Gol dell'ex. Poi l'allenatore, come si chiama? Lopez, no. No, Lopez. Non fu Capparelli, ce lo diranno sicuramente nei commenti. Ci fu uno che poi era anche faccia conosciuta della nostra. È un ex allenatore del Cagliari, sta l'anno scorso. Rastelli, no. Ma infatti per questo mi pare di sì, perché poi è passato pure da noi. Insomma, ne abbiamo viste di ogni e di brutte. Il Napoli poi si impone in Serie A. Il Pocio, Hamsik, Reia, cominciamo a vedere belle cose. E poi quando vinse il Napoli a Cagliari dici 1-0. Dimmi. No, diceva di Rastelli. No, lui sta parlando dell'Avellino. Ah, dell'Avellino. Di quando steccammo con l'Avellino, che era la finale. C'era Rastelli, sì, mi sa, all'Avellino. Biancolino. Non mi suona. Biancolino, chi è? Non mi suona Biancolino. Comunque, insomma, ragazzi, secondo me c'è poco da lamentarsi negli ultimi anni, dopodiché adesso bisogna ricominciare da capo perché è finito un ciclo e non so come la pensate, alla fine è partito Allan, ma il nucleo è ancora quello. Peppo, cioè, si parlava tanto dopo l'ammutinamento di cambiare tutto, di fare la rivoluzione. È rimasto Mertens, è rimasto Insigne, non si è cambiato poi tanto. No, comunque abbiamo Zelinski che è sempre uno... No, vai, parla. Comunque c'è Zelinski che è sempre un ottimo giocatore, è forte, c'ha un potenziale enorme. Comunque i giocatori ci sono, non è che mancano. Come si ripete, mancano quei 2 o 3 pezzi per andare a completare la rosa e poi stiamo a posto. Cioè, non è che manca chissà cosa. Vero? Il fatto è che una volta ci mancano quei 2 giocatori, poi si ricambia, un'altra volta ci mancano i giocatori là. È sempre così il Napoli, no? Non si va mai a completare il tutto. Per esempio, no? Quando si giocò lo scudetto con la Juve a 92 punti, lì magari ci mancava un centrocampista in più in panchina e non ce l'avevi, capito? È quello. Sì, allora io ricordavo, vedi che c'era Biancolino, non lo ricordavo, ma ricordavo che poi alla fine, all'ultimo a tutto, Rastelli male proprio. Zielinski e Fabian eterni incompiuti, ma eterni, Fabian è ancora giovane, basta pensare che siano fuori classe, troppo discontinui. Non fare, ti prego Giuseppe Parisi, non fare il pentolone, perché Zielinski stava uscendo piano piano dalla sabbia, è un poco meglio. Fabian invece ci sta entrando, cioè è arrivato bene, sta entrando nelle sabbie, quindi 2 percorsi diversi secondo me. Incompiuto Zielinski perché tu ti aspetti che diventi cross del Real Madrid, potrebbe anche non esserlo, perché anche con Hamsik noi aspettavamo il salto di qualità, perché ogni tanto Hamsik si addormenta. Vi ricordate cosa si diceva di Hamsik? Non si faceva mai vedere negli appuntamenti importanti, diceva. Bravissimo. E che
e ci aspettavamo che diventasse Gerrard o Lampard e non lo è mai diventato. Era straordinario e resta straordinario, ambidestro, intelligente, inserimento indiscutibile, ma anche lui ogni tanto nella continuità veniva meno e veniva attaccato. Quindi non vorrei che Zielinski fosse un'altra situazione simile, e lo scopriremo solo quando se ne andrà, se sarà questa la cosa. Ragazzi, Zielinski non ha rivali, Fabian sta rovinato. Vedi, un po' più tranciante di come l'ho messa giù io, però lo capisco. I got it. One word, Real Madrid. That's nearly great. Sure. Why not? But we cannot, non possiamo tifare per il Real Madrid. Abbiamo scelto, tifiamo per il Napoli, non fa niente. Real Madrid, non si sceglie. Marek faceva almeno 10 gol a campionato, non dimentichiamo, anche di più, Andrea, anche di più. Da Zielinski ci aspettiamo più gol. Il Napoli lo giudicherò quando ci sarà Osimhen, la squadra è stata costruita per le sue caratteristiche. Vero, però se è così poi siamo Osimhen dipendenti? Un po' come lo è l'Inter con Lukaku? Peppo? Secondo me il vero Osimhen lo vedremo l'anno prossimo, un po' come Lozano. Come Lozano il solito anno di ambientamento. Io ho previsto 10 gol, cioè doppia cifra, ma non più di quella per Osimhen quest'anno. 10 gol. Pure io. Oh, vabbè, non è fatta, secondo me. Però li fa fare, capito? Sì. Si tiene impegnata la difesa avversaria. Perché se le attira tutti su di lui apri spazio. Devi raddoppiarlo. Non puoi marcarlo a uno che in velocità ti brucia, quindi deve essere uno che lo marca e uno che va a coprire, uno che anticipa e uno che copre. Fatemi mandare un abbraccio a Ottavio. Insigne, quanti buchi avevamo dato a Fabian Ruiz? In effetti, ma quante gliene ho tirati io, quindi mamma mia. Ragazzi, sinceramente non va proprio bene perdere 6 punti su 6 con 2 dirette concorrenti. Tu dici Milan e Lazio, perché non penso Lazio e Inter. Quindi ok, giustamente Inter è perché dipende da come, perché l'Inter sta avanti a noi, quindi io considero Milan e Lazio per la lotta Champions. Io l'Inter la considero fuori dalla cosa, l'Inter perdi, ok? Però col Milan no, e col Milan Ibra ha fatto la differenza. Con la Lazio malissimo noi, è ok. Il Sassuolo non la considero, stecchi la partita, facciamo conto del Sassuolo la partita con la piccola, poi dopo invece con la Roma bene, con l'Atalanta bene, quindi anche loro dovrebbero dire ma non va bene proprio perdere 2. Sta capitando un po' a tutti la discontinuità. Con un Napoli assente la Lazio ha fatto 2 tiri per dire che sta Lazio è poca roba. Noi la Lazio non l'abbiamo proprio affrontata perché ci siamo concentrati sul Napoli, però non lo so, Napoli, credi che questa Lazio possa avere una classifica alla fine meglio di quella che ha, perché in questo momento è dietro all'Atalanta, dietro a Sassuolo, un punto sopra l'Hellas Verona. Io penso che la Lazio arriverà sotto di noi, nonostante questa vittoria. Secondo me noi arriviamo sopra la Lazio, perché la Lazio c'ha la Champions, perché la Lazio è partita male, ha perso già troppi punti, e perché il Napoli secondo me a livello di rosa ha più qualità della Lazio. Peppone, ti vedevo annuire. Concordo con tutto quello che ha detto. Fabri, gliela vuoi tirare? Il problema della Lazio è in panchina. Ma in panchina nel senso dei giocatori o Simone Inzaghi? L'allenatore. Vedi? Sopravvalutato. La Lazio per me ha uno dei centrocampi migliori d'Europa. Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Immobile è un giocatore che a me non piace. Immobile fece un calcolo un po' di tempo fa. Il 35%, se mi ricordo bene, dei gol, il 40% dei gol, una cifra impressionante, i gol li ha fatti comunque sul rigore. E molto ha influito questa follia dei rigori di questo anno e mezzo, che se ne dà una partita praticamente. E dietro hanno un giocatore come Acerbi. Lazzari è un giocatore che sulla fascia ti può fare la differenza.
il problema è in panchina. Ok che non hai la rosa lunga, però Inzaghi è un allenatore che doveva prendere la Champions molti anni prima e l'ha presa, chiariamoci, perché il Milan è partito con un girone e mezzo di ritardo, perché il Napoli non ha giocato, perché la Roma è stata discontinua l'anno scorso. Io ve la sparo grossa, la Lazio quest'anno la vedo fuori anche dall'Europa, io la Lazio la vedo ottava con una tra Hellas e Sassuolo che va settima. Dico più Sassuolo perché l'Hellas ha un po' il problema, Anch'io il si Sassuolo dovrebbero completare, la perché il vedo come una Sassuolo ha un sorpresa. grandissimo attacco e l'Hellas una grande difesa, e entrambe poi calano in difesa e in attacco. L'Hellas secondo me è una squadra che se avesse il centravanti, vediamo Kalinic che combina quando ritorna, all'Hellas manca solo il centravanti che segna, trovano il centravanti da 15 gol, l'Hellas Verona diventa la nuova Atalanta. Vedi Fabrizio, prendi e porta a casa. Prendi e porta a casa. Mi piace così. Allora, vediamo un pochino. La Lazio ha pochi giocatori ma buoni. Luis Alberto Immobile, Milinkovic-Savic e Correa tecnicamente stanno a un altro livello a tutti i nostri, purtroppo. Piano. Allora, sicuramente Luis Alberto sì, il mago, eccetera, eccetera. Milinkovic-Savic l'avrei comprato domani per il Napoli. Probabilmente lui lo vedrai titolare. Correa per me è troppo discontinuo. Sì. Ce l'ha. Vabbè, Vale, ecco, Savic somiglia un po' a Hamsik. un po' più Forse fisico più probabilmente. Più fisicità. più fisico. Però per me Hamsik è Hamsik. Cioè, se mi dici... Vabbè, ma Milinkovic-Savic farebbe titolare probabilmente in tutte le squadre d'Europa. Sì, però... Quindi Però forse solo al siccome io Bayern. ho un debole per Hamsik, per me Hamsik è Hamsik. Cioè, Hamsik non si tocca. no. Mo Giorna, I love you Italia. We love you too. But you forgot to hit subscribe the subscribe button. You forgot. You gotta do it. Do it now. And if you do it now, your name is gonna appear here, just like magic. Chiama Bell. Caso. Dai. Fai un piccolo sforzo. La Lazio oggi non ha voluto umiliare. La Lazio 3 gol mangiati. Beatrice, 3 gol mangiati, fammi ricordare. Io non ricordo parate di Ospina. Se i ragazzi mi danno una mano. Gol di È una Immobile, partita che gol di Alberto, forse quel passaggio suicida di Maximovic. Ah sì, un paio di... Sì. Ma sono occasioni create da noi. Cioè, proprio... La Lazio, sinceramente ragazzi... è una partita che ho seguito il giusto perché si è messa subito male, poi ero un po' deluso vabbè, per cose esterne del fantacalcio che lasciamo perdere. Oltre al danno la beffa. Esatto, grazie a Koulibaly che si è fatto ammonire pareggio, ma quindi stavo un po' così, ma la partita a un certo punto non l'ho proprio manco più seguita, perché poi il Napoli, io da molto tempo, arriva il 75esimo, perfetto, non segniamo. Ragazzi, ma Ospina non l'abbiamo proprio criticato. Peppone, ti senti di criticare Ospina? Ma sinceramente no, sul primo gol è impossibile, secondo non può fare. La maggior parte della colpa è di Mario Rui che fa un passaggio proprio da film horror, mi viene da dire. Film horror. E sul primo Napoli credo anche Maximovic no? Poteva fare qualcosina in più e più alto. Sì, e si è fatto sovrastata Immobile. Poi questa è una di quelle cose, uno dice che sembra anti-juventino, ma voglio vedere se parleranno dell'elevazione di Immobile, così come hanno parlato dell'elevazione di Cristiano Ronaldo, che per carità, straordinario, alieno, vola, resta in volo, c'ha la cosa, la gravità, ma Immobile altrettanto. Io scusa se lo dico, ma rispetto a infatti a Fabrizio io ho un altro pensiero. Secondo me Immobile è uno che la porta la vede. Ha fallito a Dortmund, ma secondo me è un giocatore che se verrebbe anche al Napoli... Vabbè, ma che vede la porta è indubbio, però non penso che sia quel centravanti da scarpa d'oro. Cioè, per me la scarpa d'oro è rubata, tra virgolette. No, scarpa d'oro ci sono due, Ronaldo e Messi. Cioè, Vabbè, quello è pallone d'oro più che altro. La sì, scarpa pallone d'oro, d'oro. Scarpa d'oro è scarpa per il d'oro campionato è... italiano. Sì,
No, per me no, va anche bene, perché comunque secondo me io lo ritengo un attaccante forte, uno che merita pure la scarpa d'oro, perché no? Un giocatore forte, uno che sa segnare, uno che si mette a disposizione della squadra, fa sponda a destra e a sinistra, cioè si sacrifica tanto per la squadra, è Immobile, oltre i gol, capito? Secondo me. Vabbè, certo, però non lo ritengo quel fenomeno, diciamo. Lasciatemi salutare l'ottimo Ivan Paciotti, perché è ottimo, e se la vede lui, perché qua cioè, I love you Italy, I like you Italy, ma poi non si perde tempo, quando si perde tempo ci pensa lui. Allora, Fabri ha già fatto una lotta Fabian, se no vado a letto. Fabri, penso che a turno lo abbiamo fatto un po' tutti. Sì, ma veramente non sappiamo più cosa dire. Ma magari fosse stato sovrastato da Immobile, quello non ha proprio saltato, che è peggio. Immobile era dietro di lui, quindi praticamente Maximovic è rimasto Immobile. No. Chiudetemi il canale. Veglio Belotti anche per età. Peppone, tu io ne ho parlato troppo di Belotti sul mio canale quest'estate. Ti sarebbe piaciuto? Belotti fa reparto da solo a Torino. Il Torino senza Belotti è niente. Belotti conquista falli, Belotti conquista tutto. Se gli danno una palla, lui la mette dentro e lotta. Quindi sicuramente al posto di Petagna avrebbe fatto meglio. Quindi vabbè, Belotti terza scelta sarebbe stato. E lì, ecco, lì sei costretto a lottare per più della Champions se fai una scelta del genere. La punizione di Insigne l'hanno fatta vedere una volta, quella che insegnò Dybala 2 anni fa, mi ricordo che la davano ad ogni puntata di Sport Mediaset. Vabbè, Ferrari qua ovviamente. Vabbè, ma c'è una diversa, diciamo, anche dei telecronisti, una cosa è nota ultimamente. Cioè, per esempio, io ho visto oggi Sassuolo Milan, c'era Compagnoni, mi sembra, a fare la telecronaca. Ogni volta che Teo Hernandez prendeva palla, anche solo se correva, Teo Hernandez parte in avanti, anche solo se faceva un passo. Cioè. E ci sono giocatori invece, tipo Lozano oggi, che a un certo punto ha fatto un recupero sul Radu, mi sembra, e ha recuperato palla ed è andato in mezzo. Il telecronista è stato zitto. E il telecronista fa molto comunque, perché ti rende un'azione magari anche banale, epica, diciamo. E quindi questo influisce. Ma scusate, perché mettere Bergomi per Inter a Napoli? A mettere Bergomi a fare telecronache. Io ho risolto con la telecronaca in inglese, ragazzi. Non sono altrettanto, insomma, non fanno diventare niente di epico, ma sai che fanno? Sottolineano tutte le simulazioni e dicono: ma che è? Perché è caduto? Non c'era il fallo di tutti. Vabbè, perché poi non sono tifosi di niente. E ragazzi, credetemi, io questo campionato italiano, i giocatori in Italia mi stanno scadendo, stanno diventando ridicoli. Il fatto che non c'è il pubblico e sentiamo questi allucchi, mamma mia, non ti sei fatto niente, non ti sei fatto niente, perché si vede dal replay al rallentatore in 10K che praticamente non ti ha preso nemmeno e stai ancora gridando e ti stai contorcendo. Non lo sopporto più, e per quanto noi siamo contro gli arbitri che sono scarsi, io ho detto nella reaction che mi metto al loro fianco contro questi giocatori che sono sleali, antisportivi. Veramente la parola era naccannel, e non la posso tradurre in inglese perché non esiste. Oddio, esiste, però è troppo forte, troppo offensiva, la community mi banna. Io mi continuo a chiedere, visto che Di Lorenzo penso non sia diventato scarso tutto insieme, ma sia principalmente stanco, ma qui 45 minuti giusto per far rifiatare un po', anche per non infierire sull'emergenza. Francesco, sì, anche se Malqui quando è entrato male proprio, perché ho visto anche lì dell'imbarazzo col pallone tra i piedi, però sì, ma anche subito, anche dal primo minuto, perché è evidente che Di Lorenzo non ce la fa. E adesso sei costretto, non lo so, probabilmente a metterlo. Non vorrei che tutti questi infortuni poi capitano anche perché non c'è stata una corretta gestione, non lo so. Non ti so rispondere.
Immobile ha vinto tra Serie A e B con Zeman 4 volte la classifica dei marcatori, ha un gran fisico, impegno, ma secondo me già uno Dzeko è nettamente più forte ed internazionale. Dzeko sì, mi pare di aver sentito un tin, eccolo qua. Salutiamo il buon Mario, sempre nel mio cuore, e mi accodo al saluto e ringrazio l'ottima top della gamma Falco 75. Alessio D'Alessio, rosso per Koulibaly non dato, Napoli non sceso in campo, forza Lazio. C'era un rosso per Koulibaly? Se dai quel rosso sei... Ha rischiato, ma cosa. non era giallo. Non era assolutamente un fallo da doppio giro. No, assolutamente no. Nei primi 2 falli che fa, subito me lo butti fuori. No, assolutamente no. Non sono neanche falli gravi, no, per niente. Ok, veramente non lo ricordo, non l'ho visto. Può essere perché io 10 minuti mi sono mancati di corrente e può essere pure che l'ha fatto il secondo fallo in quella là, che poi la munizione c'era. Valerio, avete visto la notizia? Nulla di grave per Lozano e Koulibaly. Lozano trauma distorsivo, caviglia, e Koulibaly risentimento muscolare al quadricipite. Ok, quindi meno grave di quello che pensavamo. Non scherziamo, Simen, se ci fai caso non ho capito. Tony riprova. Forse giuro... voleva dire che, visto che stiamo invocando Osimhen, già ci ha lasciato un segno, cioè nel senso già comunque ci ha catturato, ci ha conquistato. Forse voleva dire questo, non lo so, traducendo. Mi piace come interpretazione. Il rosso era da Immobile. Ragazzi, io credo che, mamma mia, oggi proprio parlare di arbitri non ci azzecca proprio, ma comunque nessuno sta mettendo in dubbio che la Lazio abbia meritato. I demeriti del Napoli sono sotto gli occhi di tutti. Koulibaly non ha fatto il fallo, per me si è buttato, vedi? E allora non lo so. Non doveva essere ammonito per lo svenimento di Caicedo, non piangete che vi è stata servita su un piatto d'argento. Vedi che poi se ci stuzzicate sugli arbitri, noi siamo fin troppo attenti, perché ragazzi siamo ancora a 0 rigori, mi pare. Sì, ma anche in Europa League, proprio totali siamo 0 rigori. L'unica in 3 squadra anni, in Italia. in 3 anni sono 9 totali. In 3 anni 9 totali. Ma che dopo quel rigore che ci hanno dato con la Fiorentina ce ne hanno dato di più? Ma... Incredibile. No, Valerio, ma veramente dici in 3 anni 9 rigori? 9 rigori in 3 anni, questo sta girando come... A me non mi ricordo quest'anno non ci sono stati falli da rigore, se io mi ricordo male, poi non lo so. Poi mi ricordo. Io mi ricordo Bologna e Benevento sullo Lozano, e Bologna quel gol che ci hanno annullato a Koulibaly, che alla fine era una trattenuta su Osimhen. Però sì, quest'anno non ci sono stati casi di Costa solo, pure me ne ricordo uno, non mi ricordo quale, che c'era una possibilità, e altre partite che abbiamo vinto dove poi giustamente uno non ne parla perché hai vinto e non fa notizia. Ho visto un Lobotka disorientato, che ne pensate? Napoliello, come l'hai visto? Briaca, ha visto proprio che non ci capiva niente, ma poi apriva il gioco con chi? Che guardialine, cioè ha buttato il pallone là da là e non si nessuno, il giocatore là, lui ha buttato il pallone là. Perché le dico, secondo me è troppo podcast Lobotka. Ma secondo me è diventato un po' più grosso, secondo me. Se Petagna è l'orso Yogi, Lobotka e Gigi D'Alessio. Io chiamo vodka, no Lobotka. Io lo chiamo Gigi Lobotka, cioè non... Gigi Lobotka pure è carino. Io l'ho chiamato semplicemente Bobotta, e Bobotta è entrato... Te la botto, veramente. È preso con la botta. Comunque la verità l'ha detta Peppone a inizio live, che non si capisce qual è la sua specialità, perché è un po' regista, un po' mezzala, ma non fa niente eccellente, non è un'eccellenza in nulla. Oggi secondo me lui ha provato, si girava anche con più velocità, poi lui c'ha il culo basso, non è c'è il culone, però ci ha provato, ma quando a un certo punto si è girato e l'ha passata a nessuno, che proprio era solo, non era manco marcato,
direttamente in fallo laterale, solo lui. Ho detto vabbè, questa è proprio la fotografia di questa partita e in questo passaggio di Bobotta. Facciamo la ASMR di Bobotta. Vabbè, secondo me non diciamo imputare la sconfitta al buon Gigi mi sembra un po', cioè nel senso, alla fine è stato uno dei tanti del marasma che c'è stato. Non me la prendo, è affetto. Io è da Fabian che mi aspetto qualcosa di più, da Bobotta, nonostante sia stato pagato tanto. Lobot che è stato preso come se si fa male Dem l'anno scorso, come fa Cim, mettiamo Lobot a centrocampo così, ma adesso con l'arrivo anche di Bakayoko è l'ultima scelta, credo, del centrocampo. Certamente infatti lo mandare via già a gennaio senza prendere il sostituto, perché certamente Diawara era meglio di Lobotka, secondo me. Vedi, Martina Stella ci dice a specialità di Lobotka gli struffoli, che il messaggio di prima erano gli struffoli. Sta botta. La presenza, la specialità di Lobotka è la presenza. La presenza è importante decisamente. Preso per il centrocampo a 3, 6 mesi dopo centrocampo a 2. Poi c'era una bellissima bellissimo meme visto qualche settimana fa. Ancelotti, no? La confusione 4-2-3-1, calcio liquido, a volte arriva Gattuso, basta con questa roba, 4-3-3 belli precisi, vinciamo la Coppa Italia, benissimo. L'anno dopo Gattuso 4-2-3-1, la calcio liquido, facciamo sempre esperimenti. Molti credono, e vi esorto, vi stimolo su questa domanda, che il 4-3-3 sia la panacea di tutti i mali, che il Napoli gioca a memoria così. Che ne pensate? Peppone per primo. Ma io penso che il Napoli è nato per fare il 4-3. Già secondo me dai tempi di Mazzarri. Ho questo mio pensiero fisso. Poi il 4-3 si è formato con Sarri e da là in poi, anzi con Benitez. Noi abbiamo costruito prima il 4-2-3-1, ma già era una squadra pure da 4-3, perché là con Benitez mancava il centrocampo alla fine, che non c'era filtro al centrocampo. Poi Sarri 4-3 e da là storia. Napoliella. Storia. Sì, il Napoli è impostato per quel modulo lì, ha i giocatori per quel modulo lì e deve giocare con quel modulo lì. Cioè... E Fabrizio vuole il 4-3-3 di Sarri. Sì, no, il Napoli sì, sarebbe un ripetere, il Napoli è costruito per il 4-3-3, però io ripeto, come ho detto più o meno all'inizio live, i sistemi di gioco sono relativi, quello che conta sono i principi di gioco, e il Napoli aveva trovato una sua conformazione nel gioco difensivo e nelle ripartenze. Tu mi facevi le ripartenze con Milik, con Mertens e con Caglion, 3 giocatori che nelle ripartenze sono uno peggio dell'altro. Tu quindi mi compri 75 milioni Osimhen, che è un giocatore specializzato nelle ripartenze, mi compri Bakayoko dietro. Io pensavo che il Napoli giocasse ancora con quella fase difensiva, con le 2 linee strette 4-5-1, e ripartendo con Insigne, con Lozano, con Osimhen. Non ho mai capito perché dopo la Coppa Italia, da Hellas Verona-Napoli, il Napoli ha iniziato a fare questo calcio di Sarri, vorrei ma non posso, perché nel calcio di Sarri non si muoveva solo la palla, che anche con Gattuso si muove, ma si muovevano anche i giocatori, che con Gattuso non si muovono. Quindi se tu rimani fermo e fai muovere la palla, ma che ti serve? Non si aprono gli spazi perché tu devi tornare sempre indietro. Fatemi ringraziare l'ottimo Mario Ottaiano per la donazione, il supporto e il sostegno, e per avermi fatto conoscere anche la mia moderatrice, perché so che è tutto merito tuo. Grazie mille, infinito. E sposo il discorso di Fabrizio: i movimenti senza palla, i movimenti senza palla, i movimenti senza palla fino alla fine dei tempi. Ed è giusto quello che dici, cioè tu prendi un velocista e non giochi poi con questa cosa qua. Secondo me l'unica cosa, si è provato a inserire nella stessa formazione sia Osimhen che Mertens, perché il Napoli costruisce tanto storicamente, anche con Gattuso, anche con il 4-3-3, costruisce tanto ma segna poco. E visto che Insigne ha pochi gol, Politano ha dei numeri ma ha pochi gol nelle gambe, Mertens
è il record man del Napoli, Osimhen è la punta più fresca, si è pensato chi è che segna di più, cerchiamo di metterli insieme. Questo penso sia stato. Poi l'abbiamo visto poco. La specialità di Lobotka sono i panini, salsicce e friarielli. Caro Manuel, i moderatori ti spiegheranno nel dettaglio, perché non so se tu stai da cellulare, se stai da cellulare e lo guardi così, gira così, leva la live chat, i moderatori ti spiegheranno meglio, perché io lo faccio da computer e non te lo so dire da cellulare. Mea culpa. Grazie però per avermelo chiesto. Che tristezza, Vincenzo GT, non ho mai visto un Napoli così senza idee, veramente tosta. Questo Napoli non è più 4-3-3, quel 4-3-3 aveva un Callecon che si faceva tutta la fascia, vero? Molti giocatori sono cambiati, è vero Starel. Quel 4-3 noi ce lo ricordiamo a memoria perché aveva quegli 11 là, no? Ed era tutto perfetto. Hamsik che aveva gli inserimenti, Allan che ti copriva, Insigne che rientrava, Callecon che faceva il taglio. Poteva esserci Mertens, Higuain come punta centrale, andava tutto bene così. Albiol che si sovrapponeva. Albiol che ti dava i fuorigioco. Una cosa che dice un mio amico che ha anche commentato prima, era da quando se n'è andato Albiol, il Napoli non fa più un fuorigioco. Esatto. Perché non abbiamo, secondo me, ci manca il coraggio di tenere la linea così alta. Il Napoli aveva la linea a centrocampo, assolutamente. Albiol che difensore, mamma mia. Perché Manolas non ha giocato? Non capisco questo. E Ramani perché non gioca mai? Guarda, l'abbiamo detto, Ramani è un mistero. Capisco io alternare un pochino Manolas e Maksimovic perché Manolas fisicamente non è troppo integro, secondo me, però potevano anche fare Maksimovic Manolas per far riposare un po' Koulibaly. Non te lo so dire. Se alla Juve togli De Ligt, Bonucci e CR7, vedrete che perde tranquillamente in trasferta con Inter e Lazio. Non facciamone una tragedia. Grazie Miklos Penna, perché comunque noi cerchiamo di non fare il funerale perché non è morto nessuno. Però sappiamo dentro di noi che potevamo fare un poco meglio. Sappiamo. Falco ti risponde, Manuel, da cellulare in basso a destra trovate un'icona col simbolo S, cliccate e scegliete la tipologia di donazione. You got this, you got it. Grazie Rita, grazie mille, e anche Marat alla grande. Francesco ha finito. Il vero problema del Napoli è che non si segna nel calcio che conta, bisogna essere cinici sotto porta. Beh. Sì, ma stasera nemmeno occasioni. Peppone, non ci sono stati occasioni da rete, oltre a quei 2 tiri morbidi di Zielinski e Fabian. Tiri? Morbidissimi. Sono passaggi, sì, più che tiri. Comunque, ragazzi, io vado a cucca perché ti ringrazio tantissimo, ragazzi. Siete liberi. Ringrazio io. 2 ore insieme alla grande. Ragazzi, ringrazio subito Francesco Napoliello87 e vi invito a passare sul suo canale. Domani quando mi sveglio deve stare a 2000. Non voglio sapere niente. Comunque ti ringrazio Valerio, ringrazio a tutta la chat. È sempre forza Napoli. Nei momenti difficili, in questi momenti si vede il vero tifoso, sempre più vicino al Napoli. In questo momento qui. Bravissimo. Il Napoli si sta vicino più quando si perde che quando si vince. Qui si vede il vero tifoso, capito? Si critica perché si è nervosi, però ci si sta sempre vicino al Napoli, capito? Bravissimissimo. Grazie. Niente, ringrazio voi, poi domani ti pubblico anche la live su Instagram, ti faccio un po' di pubblicità, vabbè? E niente, ringrazio a te, ringrazio a Peppone, grazie di aver portato Peppone perché comunque già lo conoscevo, è bravo, grande intenditore di calcio pure lui. Comunque Fabrizio anche ne sa tanto di calcio, visto stasera e sentito, anche lui lo conoscevo.
Comunque grazie ragazzi, buona serata e sempre Forza Napoli, grazie a tutti. Sempre. Ciao. Buonanotte ragazzi, Ciao, buonanotte. sempre. Allora ragazzi, siamo rimasti in 3 seduti sul sofà. Volevo ringraziare perché non mi è scappata Rita, che oltre a lavorare mi supporta anche una roba che a 250 like gradiremo un giro di basso. Ora io non so se voi sapete, io lo youtuber per passione, il mio lavoro dovrebbe essere quello di musicista, però visto Covid, cosa, a New York serate non se ne fanno, ogni tanto tra una chiacchiera di calcio e l'altra prendo il basso e faccio un pochino faccio un paio di note per gli amici, però giustamente io non suono mai gratis perché il lavoro, magari lo youtuber lo posso fare anche gratis, ma il lavoro non è mai gratis, voglio essere pagato in like. L'ottima Falco 75 ha richiesto i 250, arriviamoci perché i ragazzi lo meritano, perché la qualità si merita. È gratis su YouTube, solo i like dovete fare. Andiamo a vedere. Porkmund con Mario Ru. Per me si potrà parlare di esonero di Gattuso in caso di non vittoria con il Torino. Per ora me lo tengo, esonerarlo non avrebbe senso. Il Napoli comunque da domani andrà in ritiro. Un saluto a Peppone. Ciao Porc. Peppone, secondo me, anche se non vincessimo col Torino, non è che viene esonerato Gattuso. No, ma io ho detto, esonerarlo già dopo Torino sarebbe pazzia. Io aspetterei la fine della stagione. Come va? Fiducia. Non ha ancora rinnovato, quindi comunque va in scadenza nel caso. Sì. Vedi? È giusto. Stimo Valerio fa un bel target, se li merita, grazie Manuel. Pensando al nostro grandissimo Dios che prendeva botte ogni partita, i giocatori di bravo Antonio, sembrano più ballerine, il calcio femminile è più maschio della Serie A, senza dubbio, le ho viste che si tirano mazzate e si rialzano, oltretutto anche tirate di capelli, non deve essere facile. Io ragazzi ve lo dico, io qua a New York ho cominciato a giocare a calcio e qua fanno anche le squadre, nell'amatoriale fanno anche le squadre miste. Ma io le femmine in America fanno paura, sono più fanatiche di calcio le donne che i maschi in America, perché il maschio... Infatti gli Stati Uniti femminili sono la squadra più forte al mondo del calcio sono femminile. fortissime e loro hanno la mentalità, hai capito? Gioco col maschio, non me ne frega proprio. E il maschio che magari fa il tipo, però tu sei femmina, no, ti infortuni se non entri tosto con la ragazza, stai giocando contro la ragazza, quindi grande rispetto e sono d'accordo con Antonio quando mi parla di questi che si buttano a terra, gridano senza motivo, mamma mia. Vincenzo GT, che ne pensate di un ritorno di Sarri? Fabrizio non lo faccio nemmeno parlare perché già sorride. Non lo so, a me le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute. Capisco, ma è un fatto di psicologico, tecnico, cioè un po' tutto oppure... Ma penso un po' tutto, pure per come si sono lasciati da Laurenti Sessari, secondo me non ci sarà mai. No, questo non succederà mai. Ragazzi, io Sarri, per farla breve, mi ha strappato il cuore, se l'è mangiato senza condirlo e quindi... E poi anche tatticamente, voglio dire, si erano create delle condizioni perfette che credo non si ripeterebbero mai. Quindi va a finire che ci roviniamo anche il ricordo. Volevo rispondere a Manuel che mi dice non ho visto la super chat nella mia cosa, ma la vedo qui. Ragazzi, vi metto un attimo più piccolini. No, più piccolini, non volevo farvi sparire completamente. Ecco. Non ho visto la super chat con la domanda, amico mio, però la vedo qua. Vedi? Perché fortunatamente abbiamo i nostri potenti mezzi del Caffè Napoli, quindi ti ringrazio tantissimo per il supporto e rientriamo in una situazione un pochino più logica. Ecco. Mi piace più così oppure primo piano? Forse come prima, più pieno, diciamo così. Sarri, ma non per il suo bene, ma per il bene della squadra calcio Napoli. Buonanotte Roberto.
Sarri si è sceso talmente sceso sotto il cassette che gli preferirei Allegri. Ho detto tutto. Attenzione, il cugino la tocca piano. Allegri, Peppone? Sinceramente non mi è mai piaciuto, però ha quella mentalità che potrebbe farci fare il salto in più. Fabrizio? No, Allegri è un gestore, non è un allenatore. Allegri lo vedo, se Mancini continua così con la nazionale, i giovani della nazionale mantengono le promesse, io vedo Allegri come prossimo CT, perché Allegri è proprio per me il CT, perché è quello lì che ti convoca i 23 migliori e te li mette in campo, ti organizza una fase difensiva buona, anzi ottima, e davanti comunque i giocatori sa metterteli nelle condizioni di segnare. Ha esperienza, io lo vedo più come commissario tecnico della nazionale tra 4 anni, magari nel frangente si fa, che ne so, un'esperienza all'estero, tipo allo United che è un po' in crisi, o l'Arsenal. Ci sta. Ma vuoi vedere che dopo il ritiro fa sto colpo tela con Sarri? Non ci credo, anche perché si sono lasciati male, quindi non lo capirei. E poi, ragazzi, De Laurentiis ha accettato molte richieste di Gattuso specifiche, Bakayoko in prestito, e De Laurentiis i prestiti non li fa. 25 Lobotka, 25 Demme. Osimhen l'ha convinto Gattuso che lo voleva a tutti i costi. Io credo che Gattuso fino in fondo si porterà avanti, ma per la stagione senza dubbio, e poi il rinnovo è stato poi che adesso noi siamo un pochino demoralizzati dalla partita e quindi è la cosa più semplice chiedere la testa all'allenatore. Io non credo che succederà così. Sarri va alla Roma o all'Inter? Ecco, un Sarri all'Inter sarebbe una rivoluzione. Secondo me no. Secondo me no. Fiorentina? No. Sarri sa da sta a casa, sa da mangiare i soldi di Agnelli senza, perché comunque è ancora pagato da Agnelli. Si parlava di lui all'Arsenal. Arsenal? È in zona retrocessione quasi. Sì, io sentivo parlare di Sarri all'Arsenal. Io Sarri lo vedo più all'estero, in Italia all'Inter vedo più la sparo, più un Pochettino all'Inter che magari ritrova anche Eriksen che un Sarri. Sarri era un genio, un maestro, ma andando alla Juventus, la squadra che ha sempre odiato ed attaccato, si è tradito da solo veramente. Comunque Allegri non verrebbe mai per colpa del nostro presidente. Ma per colpa del nostro presidente, perché non lo vuole pagare. Allegri prende un 7-8 milioni netti. E non so se è disposto De Laurentiis, e non so nemmeno se ne vale la pena, perché ragazzi, prendiamo un Conte, 12 milioni netti all'anno, e fa uscire la squadra in quel modo e continua a giocare in quel modo dopo che si fa comprare giocatori uno dietro all'altro. Quindi pagare così tanto a certi allenatori secondo me è una follia. Uno che mi piace ma è impossibile è quello dell'Ipsia, certo, mamma mia, certo, grande prospetto. Spero che non venga Allegri, non lo sopporto, in pochi sono a sopportarli, caro Marat. Ovviamente ho detto Allegri per rendere meglio la considerazione di Sarri, ma ci sono degli allenatori interessanti come quello della Z, da poco esonerato perché si era già accordato col Feyenoord. Quindi sotto questo punto di vista non credo sia disponibile. Allegri manca Cano, ho letto, è una fake news che Osimhen sia infortunato, in realtà è stato rapito. Va bruca Giuntoli, guarda come ha scritto Giuntoli. Giuntoli, buonasera Nino Bertucci, come stai amico mio? Abbiamo tentato, cioè questo è il problema, non abbiamo nemmeno tentato di fare lo sgambetto alla Lazio, giusto per farti anche un piacere a te, che ti saresti divertito 2 volte, tifoso della Roma e simpatizzante del Napoli. Niente, non è andata bene una. Sarò pazzo, ma mi piacerebbe Mazzarri oggi. Un calcio vecchio, non lo so. Allenatore un po' passato. 34 anni, ha fatto una semifinale, se mi viene Nagelsmann mi farei pelato. Giuntoli è la cosa più bella della serata. Hashtag Giuntoli, ragazzi. Faccio anche il, come si dice, il comando del Nightbot. Voi sapete, c'ho i comandi, voi potete scrivere per esempio
punto esclamativo Forza Napoli, oppure punto esclamativo Demme, perché Demme mi è mancato, perché con Demme non sono sicuro che avremmo vinto, ma secondo me giocavamo meglio. Entro in live, lascio like, vi chiedo cosa posso regalare alla mia ragazza per Natale. Sì, sono ancora in alto mare e vi auguro buonanotte, Prince e i ragazzi. Questo secondo me hai fatto copia e incolla dalla live di Prince Nero Azzurro. Perché Prince qua ne abbiamo. Però io apprezzo che sei passato e hai lasciato il like comunque e ti rispondiamo. Peppone, cosa può regalare alla sua ragazza il buon Roberto Mantovani? Una bella cena. E paga sempre i soldi, quindi una bella cena. Le ragazze... Però la prepari tu, ovviamente, visto il periodo. Cenetta, esatto. Cenetta, suo piatto preferito, ti metti là con le candele e non sbagli mai. Fabrizio, invece, i giovani cosa... mi credi, mi conosci, non ti prendo in giro, sono io che mi sento vecchio. No, lo so. No, ma figurati, non mi sono sentito preso in giro. Cosa fanno oggi per divertirsi che c'è il lockdown? Cosa fa? Ma io sono un giovane atipico, io sono un giovane vecchio, quindi non sono uno da discoteca, cioè io lascio le discoteche, in discoteca ci sono andato 2 volte, tolti diciamo i 18esimi a cui andavo sempre pensando, non vedo l'ora che finisca. Comunque tornando alla fidanzata, non dico cosa regalo alla mia, perché non si è mai sta sentendo, anche se non penso che stia meglio, penso stia nel meglio del sonno. Sei esonerato dalla domanda, va a finire che poi si intuisce certe cose, va bene, non ti preoccupare. Io terrei Gattuso fino alla fine della stagione e poi andrei a prendere De Zerbi con Bocà e Locatelli e allora andiamo a tifare solo, amico mio. Nel senso che non credo che puoi fare questo terzetto. No, si fanno fare, ma pagando 80 milioni di euro. Minchia. Dai. Già dobbiamo far valere i 50 più bonus di Osimhen. Giunto Liaut, per me Gattuso è ok, succede come ogni anno, Napoli quando diventa pericolosa viene punita dagli arbitri, poi cade mentalmente per nervosismo e disperazione, dopodiché perde 3-4 partite. Tina, nonché Ivan, perché ricordo il tuo nome, è vero che il Napoli dagli arbitri è spesso martorizzato. Guarda, io me la so presa con il Napoli per tutta la reaction e per tutta la live. Mi fai riflettere su una cosa, che la questione mentale, più della questione tattica, più della questione tecnica, Peppo, ti ritrovi con questa cosa che il Napoli è fragile mentalmente, magari quando si sente demorale. Cioè, per esempio, no? Il famoso albergo, succede Orsato Pjanic, poi perdiamo sul campo male con la Fiorentina. Potrebbe essere, sì, debolezza mentale, ma perché non ci sono giocatori di carattere pronti a dire guai, un giorno fotte di cosa succede dall'altra parte, dobbiamo pensare a noi. Nessun giocatore incarna questo spirito. Ma io qui voglio intervenire perché una cosa che ho sempre pensato, che sarei stato sempre molto attaccato per quella dichiarazione dell'abbiamo perso lo scudetto in albergo. Io non penso che sia stata una frase paracula, cioè non penso che lui si abbia detto no così, io penso che sia vero, perché il Napoli, parliamoci chiaramente, l'avete detto stesso voi, il Napoli è una squadra di giocatori senza attributi, per non dire altro. E spesso lo dimostrano. La rifondazione che ne avete parlato prima non andava fatta quest'estate, perché non poteva essere fatta la rifondazione quest'estate. Non andava fatta 2 estati fa e non va fatta quest'estate, perché non si può, è inutile ormai. La rifondazione andava fatta quando è arrivata Ancelotti. Quando è arrivata Ancelotti tu dovevi tenere, come hai fatto, Diawara, Rog, Unas, Maximovic, Luperto, perché erano quei giocatori che con una nuova guida tecnica, magari meno fissata con determinati dogmi, poteva fare bene. Poi dovevi prendere il gruppo dei senatori, Hamsik, Albiol, Mertens, Callejon, Reina, questi giocatori e Jorginho. E dovevi dire, questi 6 giocatori mi hanno dato tutto
e io rifondo. E con chi andavi a sostituirli? De Vrij a 0, Vidal a 20 milioni che è andato al Barcellona per 20 milioni, Chiesa, che è un giocatore che qualche anno fa l'avrei preso volentieri, Cavani, e chi altro poi? E Ospina e Meret, come hai fatto? Tenevi poi Koulibaly, Allan e Insigne, che erano, diciamo, i leader tecnici poi della squadra, e avevi forze fresche, avevi una squadra non demoralizzata dall'anno prima, e non dico neanche fantamercato, perché tu, ok, compri Cavani, compri Vidal, però intanto hai venduto Hamsik, hai venduto Mertens, hai venduto Jorginho, hai venduto Caglion, che ti fanno... Sì, vabbè, tecnicamente, economicamente si poteva anche fare, però quando entriamo in queste ipotesi devi sempre fare i conti con le volontà dei procuratori, dei calciatori. Io non lo so se era una cosa fattibile. Ci dicono Ames, lo stesso Ames, quanto è durata la tiritera di Ames, che doveva 3 venire, mesi. poi si infortuna pure. No, ma poi se tu vendevi Hamsik quell'estate di 2 anni fa, immagina i tifosi. Vabbè, l'hai venduto a gennaio, a mercato chiuso, non è che è andata tanto meglio. E l'hai venduto così all'improvviso. L'hai venduto così Infatti siamo stati all'improvviso. per diversi mesi con un centrocampista in meno. Ed è stato un trauma. Quindi, a sto punto lo sostituivi. A sto punto lo sostituivi. Dicevi, c'è una rifondazione. Ancelotti mi porta giocatori con sotto 2 coglioni, così, diciamolo chiaramente, con esperienza, e vediamo che succede. Ciao Valerio, buonasera. Sei in Italia per queste feste o sei rimasto in America? Sei ancora in America? Com'è la situazione per le feste? Amico mio, sono qui, si vede, no? Sono a New York, sono negli spogliatoi del Samba. No, sono rimasto in America, non posso muovermi per una questione lavorativa, perché se non ricominciano le serate poi non mi fanno rientrare più. Situazione per le feste, niente, stiamo inguaiati anche qua, non si può andare al ristorante, non si può fare molto, e io vedrò di stare con un amico in casa, ovviamente, non si fa niente. Scommettiamo che se arriviamo a 260 in poco tempo arriviamo anche a 300, se la vedono loro. Io non so come intervenire al riguardo, ma la rifondazione puoi farla anche quest'anno con 2 cessioni per reparto e altrettanti acquisti, in modo da dare un nuovo assetto alla squadra, mantenendo chi crede nella squadra. Andrea Coppola: Carletto ci voleva Ames, non fu accontentato. Ma in quel caso non si parla di rifondazione. No, tu fai rimpingui, fai un paio di sostituzioni. Cioè, se vendi Fabian, vendi Lobotka, vendi Gulam, vendi Malquit, vendi un altro, e arrivano, che ne so, magari De Paul, Emerson Palmieri e Zaccagni, non è una rifondazione, hai puntellato. Ci chiedono, Peppone e Zamprotta, come passeranno il Natale e il Capodanno. Si va nel personale, ragazzi. Arrivata a una certa ora si va nel personale, perché vogliono sapere i fatti nostri. A casa. Non si può andare da nessuna parte. Il Natale con la mia famiglia, tra l'altro Natale proprio il 25, anche il compleanno di mia sorella, quindi festeggiamo tra di noi. Il 24 mi sarebbe piaciuto passare mattino e pomeriggio con la mia fidanzata, ma ahimè non potrò. Idem il 31, sempre si passerà a casa. La passeremo Quindi... Io credo che ci sarà qualche live e ci saluteremo tutti quanti su YouTube. Sarebbe interessante. Non c'è altro da fare. Ragazzi, che serve una rifondazione, si sa dall'anno dei 91 punti, ma quando arriva... Ma non arriva più, cioè. Ma sempre rifondiamo già con Gattuso. Ma in realtà non si è rifondato quest'anno, si è aggiunto Osimhen, ma si è aggiunto Bakayoko, ma poi c'è un impianto che è sempre quello. Gulam, Koulibaly, Mertens, Insigne. Rifondazione stile Benitez. Questa è una cosa che mi fa ricordare. Quando arrivò Benitez, arrivarono una serie di giocatori e si fece un salto più europeo, il famoso Napoli più europeo, però non fu completa quella cosa lì, perché comunque Benitez fu costretto a giocare con David Lopez a centrocampo, Britos terzino, bravissimo, e quindi
era un vorrei ma non posso, sai, diventiamo europei, però poi ti mancano le qualità proprio nell'11 iniziale. Ancora non si può fare. Ancora devo vedere una Juve nelle partite decisive di essere penalizzata per un errore dell'arbitro che condiziona le prossime partite anche. Dal rosso a Insigne quando già siamo in meno 2 attaccanti titolari. Ivan ritorna sulla questione arbitrale che è ancora fresca nella mente della gente, ovviamente, però non vedrai né quello né quello, Ivan. Non vedrai la Juve essere penalizzata e non li vedrai demoralizzarsi più di tanto, perché steccano spesso, quest'anno stanno steccando spesso, ma poi reagiscono e quindi hanno giocatori di esperienza. E giocatori di esperienza, insomma. Cioè, hai De Ligt che tiene 21 anni ed è capitano dell'Olanda, era stato capitano dell'Ajax, si è fatto semifinali Champions. Cioè... Sì. Pasquale Barone mi chiede informazioni sulle condizioni di Lozano. Qualcuno mi ha scritto di trauma distorsivo, quindi si parlava di, credo, un trauma distorsivo, devi parlare di un paio di settimane. Dipende dall'entità, però sicuramente non me lo immagino con il Torino. Ragazzi, con il Torino, visto che siamo quasi a 3 ore di live e io vi ringrazio a prescindere per la vostra disponibilità, vogliamo fare un'ipotesi formazione per il Torino? Credo sia quasi obbligata, stavolta la potremo quasi indovinare. Peppone. Meret in porta, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Bakayoko Demme, Politano. Io sarei un bel Politano e il Mas Zelischi. Ok. E in attacco i cacchieri ma Paetagni. Certo. Fabri. Maretti in porta, sono d'accordo. Io a destra farei giocare Yusai, che così fai rifiatare già un po' Di Lorenzo. In difesa Manolas e Maksimovic, facendo rifiatare anche Koulibaly, Mario Rui. A centrocampo Baca, Demme, Zielinski e poi Elmas, Petagna e Lozano Politano lì se Ragazzi, credo che ci siamo scordati. Io stavo bissando la vostra formazione, ma torna Insignotto. Ah no, ma Insigne gioca, perché sì, gioca. Avete sbagliato perché una giornata, quindi Insigne titolare sì. 100%. Quindi Insigne, Petagna, Politano. Insigne, Petagna, Politano. Io mi piace l'idea che torni Yusai, spero abbia recuperato dal Covid e comunque un po' di... Non l'ha messo oggi, però un po' di... Vabbè, giusto perché sennò mai, cioè proprio vabbè. Anche perché qui è stato inserito al posto di Lozano, ha cominciato prima alto e poi è stato scalato terzino. Anche lì a Gattuso chiederei perché credi che Di Lorenzo più avanti di Malqui sia meglio della cosa opposta. Non lo sapremo mai. Io dico Meret anche io, perché abbiamo capito che Ospina gioca quelle più importanti e Meret quelle meno importanti. Malqui, Manolas, Maksimovic, Yusai. Mamma mia, ho cambiato i 2 terzini, non lo farà mai. Non lo farà mai, mentre lo dico, non lo farà mai. Ma qui Yusai, Demme, Bakayoko, perché non lo voglio vedere io Fabian, ma faccio un'ipotesi assurda, Demme, Bakayoko, Fabian, con un Fabian in ruolo di Zielinski, quindi un po' più avanti che faccia lui un po' di legame di reparto con una lentezza esasperante, vedremo se lo può fare o meno. E poi Politano, Petagna, Insigne, Mammaro Carmen. Che Dio ce la mandi buona, perché lo sapete, no? Giampaolo, il Torino. Fabio Ruiz dovrebbe fare il trequartista e imbucare velocemente la punta. L'ho detta grossa, Velocemente. L'ho detta grossa. Io c'ho solo quello. Dovrebbe prendere palle, spalla alla porta, girarsi e verticalizzare. No, non si può fare. Non si può fare. E la speranzella è che se tu lanci una palla lunga su Petagna che ce l'hai, no? Magari anche un Insigne che te la può mettere al contrario, e i difensori del Torino che hanno dimostrato di essere non ottimi molto spesso, la ributtano male,
Fabian, faccia alla porta, non spalle alla porta, la può stoppare e può tirare subito o no? Chiedo troppo. Una cosa che per esempio noi non facciamo mai, che invece ha fatto Luis Alberto gli arriva la palla e Luis Alberto tira subito. Un giocatore del Napoli l'avrebbe controllata e sarebbe entrato in area di rigore e poi avrebbe tirato, ma sarebbe stato anticipato. Oppure sarebbe tornato indietro. O il palo, ragazzi. Anche. Il palo. Stiamo dimenticando il palo. No, il palo non c'era Insigne. Quindi... E sono 250, ragazzi. Grandi tutti. Grazie ai miei moderatori che si sono fatti il culo così a tarallo per arrivare a questi 250 like, e a tutti gli amici che ci hanno seguito. Io devo imbracciare il basso, ma prima devo ringraziare l'ottimo Fabrizio Zamprotta, che, ragazzi, dovrebbe esserci il link in descrizione, ma se non c'è, cercate Fabrizio Zamprotta che esce, lo troverete sicuramente. Dopo aggiorno la live, tutto a posto. Deve salire questa cosa perché lo vedete che è forte, è semplicemente l'algoritmo che non lo riconosce perché il canale è giovane. E andatevi ad iscrivere. Peppone non ha bisogno di presentazioni, lo conoscete tutti, è un mito assoluto e io ringrazio per avermi onorato stasera qui da noi. Ragazzi, salutate gli amici bellini che hanno apprezzato tantissimo. Prima Fabrizio. Ringrazio assolutamente tutti gli spettatori che ci hanno seguito in queste 2 ore e 45, ci hanno sopportato, tra virgolette, in queste 2 ore e 45. Ringrazio i miei, diciamo, le mie spalle, tra virgolette, ovvero Peppone, Napuliel e ovviamente Valerio, che ci ha permesso di parlare, di avere questo spazio. Io gliene sono molto grato, vi invito anche della pubblicità e delle belle parole. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e Forza Napoli sempre, ricordatevi che conta sempre solo questo. Sempre e solo la maglia, il simbolo. Peppone, a te la parola. Allora, non sono bravo con le parole, però vorrei ringraziare tutti per la partecipazione, per la chiacchierata serale, per aver un po' mandato via la rabbia post partita. Ringrazio tutti i partecipanti della live, Valerio, il capo del canale, ringrazio per l'invito. E mi ha fatto conoscere Fabrizio, il nuovo, che io YouTube non me l'ho fatto mai vedere, quindi ho subito messo iscritto, quindi grazie a Valerio per avermelo fatto conoscere, quindi buon Natale, speriamo che contro il Torino non ci facciamo recuperare. Devo ripigliare assolutamente. Non ci facciamo recuperare e forza Napoli sempre. Grazie ragazzi miei, gli amici bellini come vedete vi salutano e vi ringrazio. Io faccio il finale da solo, devo prendere il basso, è il mio dovere e va bene così. Ci vediamo presto su tutti i vostri canali, su tutti i vostri video e anche in privato. Un abbraccio. Ciao. Amici bellini, mo sta me e te, stiamo io e voi e me e noi. E io devo ringraziare prima di tutto l'ottimo Manuel, stavolta l'ho beccato perché era uno sticker, come super chat era uno sticker e io ti ringrazio tantissimo. Lo sticker non lo vedo, ma lo apprezzo e compare anche là, vedi? Perché una cosa è l'euro e una cosa è il dollaro. Questo è a quanto pare il cambio attuale. Ti ringrazio tantissimo per il tuo supporto. Ragazzi, non ho visto nuovi iscritti stasera, vuol dire che eravamo tra di noi, che eravamo belli e bellini e bellissimi e ho voluto fare questa cosa particolare con youtuber napoletani che capiscono di calcio, che capiscono della nostra squadra e che quando parlano del Napoli devono anche criticare, perché si può criticare il Napoli non è esente da colpe, da critiche. Gattuso non lo è, i giocatori non lo sono, la società non lo è. Ed ecco che è stato un caso fortunato chiamare degli ospiti che fossero napoletani, tifosi del Napoli, così bene, perché si critica, ma si critica per amore, si critica perché vogliamo migliorare, si critica perché certe cose
non ce le possiamo spiegare, ed ecco che è andata così oggi. Prendo il basso, non andate da nessuna parte, se volete fare altre domande le facciamo, perché io non ho nessun problema, sono le 8 in America, posso riprendere altre 5 ore, non c'è problema. Prendo il basso, aspettate un attimo, scrivete le vostre domande, lasciate il like, se non avete lasciato il like siete completamente pazzi. Arrivo subito. Subito, ma quando dico subito era subito, non è che non era subito, è subito. Allora, Mario Taiano, ti vedo. Amsic a gennaio, Marco Ribonati, ma Amsic quanti anni ha? Amsic gioca in Cina, Amsic no, è minestra riscaldata, no, ci servono giocatori freschi, nuovi, pronti, ancora pronti. Si sente? Quanti tatuaggi c'ho? 1, il martello di Thor, 2, 3, 4, 5, dovrebbero essere questi. 6. Mario Ottaviano ti deve inviare un regalino bellino, Valerie. Yes. Di quale zona di Napoli sei? Annarita, sono nato e cresciuto a Fuorigrotta, Piazzale Tecchio, praticamente dietro lo stadio San Paolo, che oggi si chiama Stadio, avete sentito il Bicarbo Napoli? Stadio Diego Armando Maradona. Vi piace di più StreamYard? Domanda, questo è un sondaggio per la chat. Vi piace di più? A me piace di più. Credo funzioni leggermente meglio. Ci sta la papera qua sopra, ma non fa niente, perché dobbiamo risparmiare qualcosina. Però mi piace di più come layout, come possibilità, non lo so. Fatemi sapere voi che ne pensate. Bicarbo Napoli tutta la vita. A gennaio un bel Papu, Emerson e va buona così. Stani 2003. Io non credo che Papu sia un'operazione fattibile, anche se è uno dei miei giocatori preferiti, cioè è uno di quelli che fa la differenza, è ambidestro, lo so, è destro, però quando si coordina col sinistro fa delle cose che nemmeno quelli mancini fanno, si prende la palla, personalità, ecco, un giocatore, però non so se entrerebbe, non si dice se entrasse, se entrerebbe bene nello spogliatoio è difficile. Emerson dico sì. Domani leggo tutto e scrivo tutto, stanco e affranto, più che deluso, scusaci Diego, ma io ancora ci credo. Grazie Ciro, Carlo Fico. Sì, domani io ragazzi, finita la live, ovviamente farò il solito approfondimento, pagelle e analisi tattica, un po' di lavagnetta, anche se di tattica c'è veramente poco di cui parlare, ma ce n'è, non pensate, cioè oltre al non aver giocato bene, c'è anche da parlare tatticamente. Questa Lazio si poteva affrontare in maniera diversa e secondo me c'erano i modi, anche con i giocatori attuali c'erano i modi, e vi darò la mia a livello tattico, assolutamente. Vale, cosa ne pensi di Scamacca? Al di là del fatto che se ne parlava a livello di meme, no? Scamacca, perché c'ha il nome particolare. Scamacca è un grandissimo attaccante
E Scamacca, col fisico che c'ha, se lavora un pochino sulla tecnica, veramente può diventare un ottimo prospetto anche per la nazionale italiana. Quando dico una cosa, no, posso... Vale, sono milanesissimo, ma mi sono innamorato della tua città. Posso chiederti una cosa, magari da napoletano mi sai rispondere, ma cosa ci mettete nel caffè per farlo così buono? Roberto Zanninelli. Allora, prima di tutto ti ringrazio, prima di tutto mi fa piacere. Secondo, il caffè è un fatto culturale, è un rito, quindi bisogna farlo senza fretta. Io non lo so se tu lo fai con fretta. Bisogna riempire la macchinetta, dipende da quale macchinetta usi, la moka, se la moka è vecchia meglio che una moka nuova, perché deve essere seasoned, no? Si dice in inglese, cioè deve aver preso, come si dice, già l'aroma, no? A prescindere. Io faccio la montagnella, non presso l'espresso come fanno al bar, io faccio la montagnella e poi giro e chiudo, non bisogna stringere troppo perché sennò le guarnizioni se ne vanno. L'acqua quanto basta, perché altrimenti così. Poco zucchero. Lo zucchero al bar te lo fai mettere dal barista che sa quanto zucchero mettere, a casa pochissimo. Un cucchiaio raso per tutta la macchinetta e vai con Dio. E vai con Dio. Il caffè è una cosa seria. Il caffè è una cosa seria. Niente, l'acqua. Sì, io guarda, Tony, è l'acqua, è l'aria, è tutto. Io sono riuscito però a ricreare il mio espresso qua in America. Non con il Lavazza, non con marche così, lì costa troppo assai, ma ho trovato delle marche di caffè cubano, messicano, insomma, sudamericano, all'altezza. E se lo fai bene, è come il Kimbo, veramente. Il Kimbo, per esempio, non mi piace qua, non mi è piaciuto. Forse perché, non lo so, il trasporto, le cose, niente. Caffè della Jave alla grande, proprio alla grande. Da 0 a 10 quanto ha fatto male la costruzione Fabian sulla destra da terzino e perché proprio 11? Mamma mia, ma secondo te, Marco, veramente Gattuso ha pensato di utilizzare Fabian come abbiamo utilizzato Insigne contro l'Inter? Perché io l'ho vista un pochino questa costruzione a 3 e farò l'approfondimento, però io non credo, io l'ho visti proprio male, fuori posizione. Ogni tanto c'era la costruzione a 3 con Di Lorenzo molto alto, ma avrebbe dovuto scendere Politano, non Fabian. Non Fabian, assolutamente, veramente male. Fai Napulè di Pino Daniele sul basso, anche 10 secondi. Ma non me la ricordo, poi faccio la fine di quella pianista. No, non si possono fare le canzoni, ragazzi. Amaro, sì, più amaro che no. Kimbo è sicuramente un pezzotto, sicuramente. Vale, oggi Gattuso non l'ho proprio capito, neanche io, Mario. Veramente, mai come questa volta la devo rivedere per non guardare il pallone e per guardare i movimenti. Non ho capito niente, specialmente in fase di non possesso. E mi devo spiegare se Gattuso deve stare per forza in piedi a chiamarli con il megafono e a telecomandarli e loro non riescono ad essere indipendenti, oppure se proprio non l'avevano studiata bene, non riuscivano a trovare le posizioni. Male. Happiest days of our life. Non la so, Andy. Ciao a tutti, vi scrivo da Roma, zona euro. Volevo chiederti se questa Lazio ti ha impressionato stasera. Per te ci arriveranno ad un piazzamento Champions? Tommaso, troppo poco Napoli per poterti dire che la Lazio mi ha impressionato. La Lazio ha sfruttato un Napoli veramente
inconsistente, senza verve, senza reazione, segnano subito bene, cioè Marusic si mangia Di Lorenzo nella partita in generale, mette un bel cross, Immobile fa un gran gol, dopodiché non c'è la reazione del Napoli, palleggio sterile, la Lazio bene in campo perché giocano così da una vita, giocano a memoria, e questo è la forza della Lazio. Puoi cambiare un paio di elementi qua e là, no? Senza Acerbi, senza Lucas Leiva, ok, ma lo spartito è quello, e Inzaghi lo ha fatto studiare a menadito, lo sanno a memoria. Avete con Reina anche un'altra, non so se sei laziale, hanno con Reina anche un'altra opportunità, quella di un lancio lungo al centro, con Reina senza fazzolettino di Sfaccin, ma lancio morbido a Lucas Leiva, a Milinkovic-Savic. Non l'abbiamo presa una volta quella palla, libero sempre di stoppare e di impostare. Troppo male stasera. Ci hanno dominato, complimenti a loro, sì, facendo cose semplici. Insigne, per quanto irrita a volte, però si vede che la fascia sinistra manca di qualità, bravo Manuel, vero, proprio vero così, perché a volte ti irrita, ma senza di lui come si sente la mancanza? Un pezzo che stavo scrivendo. Non lo posso fare perché sennò poi se lo scrivo come faccio? La squadra stava come Gattuso, purtroppo. Tony, sì, è un po', sai, ammarrata, una squadra ammarrata. Yusai titolare, credo che lo vedremo contro il Torino. Pensano poco, siamo arrivati a dire che Yusai deve essere titolare, che è il migliore terzino. Pensano poco, a dove siamo arrivati. Ma oggi il fatto della mezza difesa a 3, mezza a 4 non poteva funzionare perché Politano non è Insigne, non ha il sacrificio del capitano. Esatto, ma non lo vedevo nemmeno arrivarci, quindi non lo so se è stato chiesto, sarebbe interessante chiederlo a Gattuso. Valerio, dove hai imparato l'inglese da poter vivere addirittura in America? Luca, cominciato a scuola, mi è sempre piaciuta, la lingua straniera, mi sono sempre piaciute, e ogni volta che si andava in gita fuori io cercavo sempre di parlare con i turisti, mi è sempre piaciuto. Dopodiché, dopo l'inglese scolastico, ho cominciato a manetta a guardare film in lingua e serie TV in lingua con sottotitoli in italiano per capire, e poi quando sono arrivato qua ho pulito tutti gli errori che continuo a fare, per carità, però devi stare poi sul posto per capire. Se perdiamo col Toro che succede? Andy, non succede niente. Io lo so che tu non ti piace Gattuso, lo so che vuoi il suo esonero. Non avviene il suo esonero, anche se perdiamo con il Torino. Sono 3 partite, 3 sconfitte molto diverse tra loro, perché con l'Inter è una sconfitta diversa rispetto alla Lazio. Col Toro tu già stai pensando alla sconfitta col Toro. Sarà, credo, se dovesse essere, una sconfitta diversa da quella con la Lazio e da quella con l'Inter, perché non posso immaginare che il Torino ci segna un gol, poi il Napoli non reagisce come non ha reagito oggi, anche per merito della Lazio. Non posso proprio pensarci, non ci credo, non ci voglio credere. Se succede, tu torni sul canale, come torni sempre, sei molto fedele, e vieni a dirmi: hai visto, è successo che il Napoli non ha reagito neanche questa volta? E io però poi ti dico, se il Napoli non reagisce, un po' di colpa di Gattuso, ok, ma sti giocatori li vogliamo far prendere le responsabilità che si devono prendere? Perché loro poi vanno in campo, e per quanto Gattuso li può mettere in campo e li può alluccare, loro poi devono essere svelti col pallone, loro devono fare la scelta giusta, loro devono fare i raddoppi preventivi, i movimenti senza palla, altrimenti non facciamo. Aroia. Meglio la prestazione di Milano? Senza dubbio, Paolo, senza dubbio. Non ho mai avuto la sensazione di rischiare. Abbiamo concesso un tiro a Lautaro perché Koulibaly sbaglia una cosa in difesa, dopodiché basta. Abbiamo fatto bene le preventive, non lasciando mai l'imbucata all'Inter. Appena entra Sensi al posto di Brozovic si crea un pochino di fantasia, fanno quell'imbucata per il rigore, dopodiché smettono anche lì, e il Napoli giocava bene prima perché c'era l'idea diversa.
e poi meglio dopo perché c'è stata la reazione. Oggi senza reazione non ce la posso proprio fare. No, è uno Spector. Ma devo cambiare le corde. E pensare che 3 anni fa lottavate per lo scudetto. Kevin, sì. 3 anni fa ci siamo arrivati molto molto vicini. Con Ancelotti il primo anno, secondi tranquilli, mai veramente abbiamo insidiato la Juve, e poi è successo l'anno scorso. Maksimovic capitano è stato fantastico. Ah, è finito proprio a lui pure la fascia alla fine? Male proprio. Buonasera caffè, nonostante tutto sempre Forza Roma. Capisco il tuo rammarico, perché Riccardo, anche tu oggi te ne esci con una sconfitta pesante e anche la Roma ha di cui lamentarsi. Devo sentire Asso, devo telefonare ad Asso, non so se anche lui live in questo momento, probabilmente sì, però anche lì maluccio. Meno 17, ragazzi, ho letto dei nomi nuovi nella chat, adesso siamo tra di noi, non ci sono ospiti, ce lo possiamo dire tranquillamente, siamo tra di noi, siete gli amici bellini, vi siete collegati da poco, vi siete dimenticato il like. Capita, succede a me quando vado a trovare gli amici che sono live, guardo, faccio la domanda pure, che bello mi ha risposto, saluto. Alle volte mi capita pure che se mi vedono gli youtuber mi salutano e io da dietro allo schermo come uno scemo pure io saluto così, anche se non mi possono vedere, perché si è creato il rapporto, però poi mi dimentico del like. Allora lo youtuber lo dice, il moderatore me lo ricorda e lo metto subito, tempestivamente, perché il like è gratis ed è supporto per far svegliare l'algoritmo e per arrivare a più persone. È un po' così che funziona questo mondo di YouTube. Che stranezza il mondo di YouTube. E mi è dispiaciuto molto per Gattuso, si vedeva che stava nervoso. Sì, sta malissimo Gattuso, sta malissimo. Basta guardare l'immagine del video di Asso. Ancora devo andare, perché tra reaction e pure la copertina della reaction mia non è male. Pensi ancora che l'arbitro di Inter-Napoli abbia penalizzato il Napoli? Io tifo Inter, ma meritava di vincere 2-0 il Napoli, però sull'arbitro che penalizza non sono d'accordo. Alessandro Giovane, ti dico la verità. Credo che le cose non chiamate da Massa per l'Inter erano un pochino più evidenti, però è stato tutto inadeguato e forse scusami, il fallo di mano di Insigne è evidente, devi probabilmente anche ammonire. Il fallo di Koulibaly c'è, il primo, quello su cui dopo c'è il contropiede dove Brozovic tira per la maglietta Zielinski, no? Che è troppo evidente perché è una strattonata tattica, devi ammonire. C'era il fallo di Koulibaly prima su Lautaro, ecco perché Massa è un incompetente, perché si rende conto tardi che avrebbe dovuto chiamare il fallo di Koulibaly che non chiama e poi fa il triplo errore perché per compensare non chiami il fallo di Brozovic, che era evidentemente da ammonizione, di conseguenza innervosisci me che faccio la reazione su YouTube. Immagina come sta innervosendo i giocatori in campo. Tutte e due le squadre sono scontente. Come la mettiamo? Sta innervosendo. Il problema che mi pongo io è che nel primo tempo, se l'Inter aspetta e il Napoli fa la partita, stai favorendo l'Inter se non chiami le ammonizioni che ci sono, perché loro possono picchiare e il Napoli non diventa pericoloso. Ecco perché io dico che l'arbitraggio di Massa influisce. Poi il rigore c'era, l'espulsione c'è a termini di regolamento, voglio vedere se lo fai a tutte le volte che ti mandano a cagare, voglio vedere se pure l'Inter non ti manda a cagare, non lo so, non l'ho sentito, quello di Insigne si è sentito, quindi va bene, però poi nel referto ti addolcisci e anche lì è il doppio errore. Evidentemente ti sei reso conto che sei stato un po' permalosetto, che al momento potevi evitare, lo ammonivi oppure facevi fare finta di niente, no, ma lo potevi ammonire. E lì avreste potuto voi dell'Inter dire Insigne andava ammonito nel primo tempo. Vedi che macello che ha fatto Massa. Quindi il Napoli meritava di vincere, secondo me, perché tatticamente l'avevamo indovinata, l'avevamo studiata bene e ha funzionato bene. Abbiamo creato, Andanovic migliore in campo.
Massa troppo scandaloso, non ce la faccio. Valerio, spaziando un po' oltre Lazio Napoli, hai seguito le altre partite? Sarà lotta tra le milanesi fino a maggio? Amico, guarda che faccio, boom. I potenti mezzi del Caffè Napoli 1926. Allora, Fiorentina-Verona non l'ho vista. Ho visto gli highlights, ho visto 2 rigori molto discutibili, poi dopo uno dice il Napoli 0 rigori, 2 rigori molto discutibili, che mantengono la Fiorentina con questi punticini che si sta prendendo con Vlahovic. Vabbè. Sampdoria-Crotone non l'ho vista, non ti so dire. Parma-Juventus l'ho vista, Juventus nettamente superiore, hanno vinto sul velluto, hanno giocato bene. Torino-Bologna non l'ho vista, Benevento-Genoa non l'ho vista, Cagliari-Udinese non l'ho vista, Inter-Spezia e Sassuolo-Milan le ho viste un pochino, alternavo. Il Milan, entrambe secondo me, da quello che sentivo anche per radio, perché tenevo una per radio e una la guardavo, penso un po' come sono impazzito, si diceva di un Inter che non meritava tanto il vantaggio, e lo Spezia che poi insomma stava facendo quasi la partita. Il Milan va subito in vantaggio, dopodiché il Sassuolo gioca un pochino di più, però non è il Sassuolo fresco che abbiamo visto nelle prime partite, e il Milan comunque si porta a casa la vittoria. Atalanta-Roma l'ho vista tutta, e l'Atalanta dopo un inizio così e così ha dato una risposta che non sono assolutamente né dipendenti da Gomez né tutti sconvolti, lo spogliatoio eccetera eccetera, si alternano tutti i giocatori. Questa è l'Atalanta dell'anno scorso che ci ricordavamo. Quindi le milanesi fino a maggio non lo so se il Milan resiste. Fatto sta che loro hanno recuperato Leao, perdono Ibrahimovic di nuovo, ma hanno recuperato Leao davanti, e io mi piango Osimhen. Questo è. Valerio, io personalmente mi aspettavo che stasera il Napoli pareggiava o perdeva, ma non in questo modo. Me l'aspettavo oltre alle assenze, ma anche perché la Lazio veniva da risultati negativi. Luca, ci sta, anche io preferisco sempre che la mia avversaria venga da una vittoria, altrimenti devono dare il massimo, e la Lazio è entrata in campo per dare il massimo e hanno dato più di noi, però pure noi dopo aver perso dovevamo dare il massimo e è andata male, quindi è andata veramente male. È brutto perdere così, però ti capisco. I like si trovano nel presepe, nella grotta sotto il ciuccio. Alzate il ciuccio e trovate i like. Forza, vedi Rita, instancabile, che si rende conto che alcuni di voi si sono dimenticati, che non hanno visto eccetera eccetera, altri hanno i like nascosti nel presepio. Concè, devo fare il presepio. Ogni tanto apro il link e alle 2:30 parte Fabian, ma subito. Aspetta, fammi rileggere. Ogni tanto apro il link e alle 2:30 parte Fabian, ma subito. Non ho capito cosa intendi, riscrivimela. La tua risposta è soddisfacente. Abito scandaloso per entrambe le squadre, e poi la fortuna ci ha detto bene a noi. Comunque il Napoli è una gran bella squadra con tante alternative. Grazie Alessandro. Alla fine è chiaro, se mi beccate alle 2 di notte con calma, con 100 persone, anzi 100 persone alle 2 di notte non c'è mai, è una cosa è che faccio la reaction, è che ovviamente la mia reazione è furiosa e tifosa, ma poi con calma io faccio l'analisi e credo di essere il più obiettivo possibile. Con la Juventus non sempre riesco ad essere obiettivo, ma mi volete lasciare almeno una cosa, che sono tifoso e anti-juventino? Con le altre squadre, infatti. Vale Maxima, ma Hamsik a gennaio con Elmas in prestito e 4-3-3 fisso? No, Marco, no. Hamsik non c'ha zecca, tiene 40 anni, non si può fare. Non si può fare. Ma qualcuno ha tolto il like, ma come si è permesso? Mario delle Vedove, questi sono gli haters, lasciali stare. Mettete voi qualche like per apparare quelli che hanno tolti. Ti vedo in cam, amico mio, ci sei. Ah, e ti sei vestito anche molto bene. Penso sia arrivato il momento quasi, non proprio, siamo a -8. Amici bellini, può essere che mare a te. Vivi a New York, io a Miami? Sì, amico, sto a New York. Come sta Miami? Perché
La Florida pure ho sentito di cose non ottime a livello di lockdown, di Covid, di cose. Spero tu stia bene, amico mio. Se alzate la pastiera trovate sottoscritto. Essendo in evidenza il link della reaction, per sbaglio lo clicco e parte Fabio. Ah, ecco, ho capito benissimo adesso. E sì, non posso, da StreamYard non posso togliere il commento pinnato, però sì, perché ho messo l'intro della reaction con Fabian rallentatore, che non è un caso. Non è un caso. Il Milan ha fatto un gol in fuorigioco, anche quelli di Sky l'hanno detto e dicevano che il VAR non può intervenire, mi pare, ma che scemenza. Ma come, Manuel? Questa è una nuova novità. Il VAR non può intervenire sul fuorigioco. Sappiamo chi è. Ragazzi, non si scherza in questo canale. Non si scherza. Sappiamo tutto. Sappiamo chi guarda, chi lurca, chi guarda senza mettere like. Sappiamo chi lo mette e chi lo toglie. Sappiamo tutto. Serie TV preferita? Se tu me lo chiedi così a bruciapelo, io ti dico Black Mirror. È una delle cose più straordinarie che siano state fatte. Poi ce ne sono tante che adoro. -6 Bellini, Miami sta messa malissimo. Fabian Ruiz positivo. Che stai dicendo? Veramente? Sweet pasta? Non credo, amico, non credo che la positività possa avvenire di notte, quindi la bollo come fake news. Valerio, la conosci la serie Sons of Anarchy e Vikings? Se sì, cosa ne pensi? Sì, ho guardato per un breve periodo Sons of Anarchy perché il buon Tony, il mio coinquilino, ex coinquilino, è harleyista, insomma, è motociclista, quindi mi faceva capire certe cose, certe dinamiche. Vikings mi hanno detto che assomigliavo pure a uno dei Vikings, ma non l'ho mai vista. Come mai l'America non dà così tanta possibilità di lavorare per i giovani europei? Nel senso, mio fratello voleva partire 2 anni fa, ma alla fine troppi casini, è andato in Norvegia, si trova bene. E io là, Gafferni, Fabio. Se non si sbloccano le situazioni burocratiche tra visti e cose varie, va a finire che pure vado in Europa. È finita l'America, quella là del sogno americano. Loro ti accettano solo se dai tu qualcosa a loro. Non è l'America che dà a te. Non è più così. Sera Valerio, mi sembri una persona molto competente e simpatica. Complimenti. Grazie, Domi Gamer. Il tuo nome mi sembra nuovo. Se clicchi su iscriviti, succede un fatto incredibile qua, sullo schermo. Fidati di me. Clicca su iscriviti e vedrai che succede un fatto incredibile. Credici. Se ci credi puoi. A Natale puoi. Davide Afzal, ma vieni un po'. Vedete il basso? Davide Afzal, il groove. Non era fuori gioco il gol del Milan. Al calcio d'inizio il piede di Leao era qualche... si parla di quello là? No. Era qualche centimetro oltre la linea di metà campo, fuori gioco e altro. Ovviamente il VAR non interviene sul calcio d'inizio. Ok, quindi si parlava di quello. Pensavo del 2-1, che non ho visto, quindi non so. Ok, quindi Davide Afzal, dal groove che lui è, ci dà ottime chiarificamenti. Bicarbo Napoli, i paesi in oggi ci sono tanta roba. $300 a chiamata, parliamone, esatto, solo per telefonare all'avvocato. $300. Valerio, perché Continuino ha vissuto delle dinamiche simili a quelle di Sonsolari? Se non mi puoi rispondere non preoccuparti. No, però le conosce. Lui è sempre stato più un lone rider, no? Faceva parte di club, però non a quel livello, è sempre stato più un lupo solitario. On the road, no? Ma l'arleista vero che deve macinare chilometri da solo, non fa niente. Vale, complimenti per la bellissima live, peccato per il risultato, io con un felice Natale a te e alla famiglia, sei un grande, grazie Roberto. Sì, proprio dopo il post partita di Napoli che parlavano poi di Milan e Inter, ok, un abbraccione Daviduccio,
chiarimenti, ecco, chiarificazioni, chiarimenti. Grazie. Bicarbonapoli sempre pronto, perché io faccio sempre l'errore di prendere l'acqua al limone. Valerio, comunque è vero, assomiglia a Re Hal. Vedi? Me l'hanno detto. Dopo me lo vado a cercare. Comunque dopo l'Inter dissi che se avessimo dato una risposta forte con la Lazio nulla ci avrebbe spezzato. Siamo peggio del torneo. Anche Mike, mamma mia. C'è una risposta ma anche in base ai risultati che sono avvenuti nel pomeriggio. Bisognava dare una risposta. Ti lasciavi la Lazio a 50.000 punti indietro. La Roma che ha perso, dai, maronna mia, come si fa? Come si fa a non andare in campo con Cazzimma? Come si fa? Ho un'idea, chiudo la webcam, oggi esce Falco 75 e Buena Vista al mio posto. E qua però ci vogliono 5.000 like. La moderatrice Top Gamma non va in live così. Vale, si è già detto di mettere Fabian a pulire gli spogliatoi con calma, come gli compete, con molta calma. Afzal, io non so più come difenderlo, e anzi ho smesso. All'inizio ci ho provato a difenderlo, ma non ci riesco più. Il fuorigioco era proprio del gol di 6 secondi, hanno detto che può capitare, magari non era pronto il guardalinea, non sanno più cosa inventarsi. Strano però, perché non mi sembrava fuorigioco dal vivo, poi devo rivedere come si dice, i replay, leggere. Non ho reflusso, bollicine, bevo, parlo, è questione di ossigeno. Entra Falco. A quanti like stiamo? Perché Falco 75 merita troppi like. Non credo che siamo al livello che ve lo meritate. Non credo. Vale, la prima volta in America avevi conoscenze, lavoro, come hai fatto, casa, albergo? Te lo chiedo perché ci sto pensando. Luca, io non voglio scoraggiarti, però devo dirti che erano 10 anni fa e a me 10 anni fa dicevano lascia perdere, non succede niente, devi solo sposarti, eccetera, eccetera. Quindi io non posso, perché come scoraggiavano me e io ci ho creduto e l'ho fatto, non voglio scoraggiare te. Però devi avere una cosa presente. Io ho fatto i 3 mesi da turista, te lo può dire Davide Affaz, chiedi a Davide Affaz. Io ho fatto i 3 mesi da turista per cercare lo sponsor. L'unico scopo mio nei 3 mesi da turista era cercare lo sponsor, da musicista. Non ho fatto vacanza, non sono andato in giro a vedere i locali, sono andato a suonare gratis in giro per i locali per farmi conoscere e cercare gli sponsor. Non sono andato a vedere la Statua della Libertà, non mi interessava niente. 3 mesi a cercare lo sponsor. Lo sponsor lo trovo a 2 settimane dalla partenza, altrimenti ho speso 3 mesi e tutti i miei risparmi a fondo perduto per un sogno che non si sarebbe avverato. È difficile, è tosta e questa è la mia esperienza da musicista, perché avevo una specializzazione su cui ho puntato. Senza la specializzazione è, credo, impossibile al momento. A Miami sta abbastanza bene, è tutto aperto, compresi i club. Pure i club. L'unica cosa è che bisogna usare la maschera al chiuso. Pochi turisti, meglio qui che a New York, credo. Vedo che arrivano flotte da New York. Mamma mia, i club aperti. Ancora in live l'ottimo Fabrizio Zamprotta che avete conosciuto quest'anno, stasera. Sì, è perché quando poi mi metti il basso in mano una canzonetta dei Queen. Qua parte subito l'algoritmo che mi blocca la live perché bastano 2 note. O quella la classica. È talmente identificabile, no? O ce n'era quell'altra, quella... Dragon Attack, questa non è molto conosciuta. Allora, quando vogliamo scommettere che il Torino viene a Napoli a fare la partita della vita come sempre, oggi un brutto Napoli, ma sempre comunque forza Napoli, ovviamente Michele, che il Torino venga a fare la partita della vita non c'è dubbio. I nuovi entrati, like amici,
Dai, che siete, vi vedo che sono entrate persone nuove, non vi iscrivete al canale e non lasciate il like. Siete proprio delle sanguette. In realtà stasera è sempre quest'anno. Non facciamo bloccare la live, su. Non meritano che suoni, è vero, è vero. Mi faccio bannare, rischio che mi bloccano il canale senza like. Hai ragione, basta. Va bene così. Quello che è fatto, quello che è andato, scordiamoci il passato, si menava la paesà. Come vedi questo Torino che sta praticamente sfiorando la Serie B? Lo sai come lo vedo? Lo vedo male finché non incontra il Napoli. Si mettono a specchio, ci studiano bene. Il Torino, ma vi dico una cosa, il Torino dura mezz'ora di solito, fanno una buon inizio. Se noi facciamo un approccio sbagliato, rischiamo anche col Torino, perché il Torino all'inizio gioca anche bene. Poi dopodiché muoiono più in là nella partita. Quindi se il Napoli resiste all'inizio, tra virgolette, poi con calma nel secondo tempo possiamo anche dilagare se ci dovesse andare bene. Però se ci fanno la siringhetta all'inizio, attenzione, perché il Napoli si deprime, attenzione. -3. Dai, Valerio, vorrei venire per un'esperienza di 3-4 mesi, visto che in America sono quando ero bambino, ho un diploma in elettronico, potrei lavorare oppure la veritura. Il diploma in elettrotecnico è una cosa abbastanza generica che ci sta. Tu devi puntare su una cosa che qui non c'è, capisci? Che un americano non può fare. Io da musicista ho dovuto dimostrare, sai, canto italiano, suono queste cose qua, insomma mi sono potuto giocare la carta dell'unicità e quindi lo sponsor ha potuto dire al governo: guarda, mi serve proprio lui perché non c'è un musicista americano con queste caratteristiche. Queste 300 boom, bravi, siete bellini, dai. Vale, ma una volta puoi fare una live dedicata al basso, magari canti anche qualcosa sul Napoli, tipo la più bella fa. Amico, lo posso fare, però dovrei farlo. Allora, guarda, qua la mano. Lo faccio, però lo devo fare sull'altro canale. Perché? Perché su questo canale, Caffè Napoli 1926, la gente si aspetta principalmente tattica, approfondimento sul calcio. Se entro e faccio una live tutta musicale, posso perdere gente, perché dici: ma che sta facendo? Io mi sono collegato per sentire parlare del Napoli, della musica, non me ne frega proprio. Poi voi siete amici bellini, la maggior parte di voi che scrivete, voi mi seguireste anche se faccio solamente i rutti. Però devo mantenere questa linea. Però se tu ti iscrivi a youtube.com/valeriofluido, è il mio canale musicale, e qualche cosa, visto che molti mi stanno seguendo, la possiamo fare anche lì, qualche live diversa dedicata, e ci conosciamo anche meglio, perché poi quando si va sugli altri canali siamo di meno e vi posso conoscere meglio. Andrò dal mio amico Tony con la famiglia e cucineremo pesce alla grande, alla grandissima. Ciao Vale, ho appena visto la reazione alla partita, ma sai che penso anche io che forse qualcuno si è venduto stasera. Flavio, io l'ho detto distinto e sinceramente non ci voglio pensare, non lo voglio credere, perché non sia mai la Madonna. Se esce una cosa del genere in mezzo, chiedo la testa a Piazza Plebiscito. Però ad un certo punto la sensazione era forte che non ci volessero proprio provare a reagire, a fare gol. Veramente la sensazione era forte. Veramente era forte. Che si è fatto Lozano? Non ti preoccupare, Daviduccio, tu sei sempre distorsione, trauma distorsivo, credo un paio di settimane. Falco, io qui che ho detto anche l'11 è aperto, cerca su Google e vedrai che adesso è aperto. Qualche limitazione, ma i club sono aperti. Mamma mia, Alessa, state comunque attenti, però vi dico, perché comunque state attenti. I club aperti, vabbè. Vale, io ti seguo da Napoli Juve in campionato dell'anno scorso. Se non c'era la reazione, ma il commento. Ah, sì, hai ragione, Michele, perché quella lì la guardai fuori casa, non ero in casa. Dopodiché adesso lo sto facendo con più continuità e quindi prendo l'impegno. Lavoreremo anche sui rutti, spettatori, non preoccupatevi, c'è una fila di gastroenterologi pronti a studiare il caso Vicarbo Napoli. Poi passa il tempo e i rutti aumentano. Non sarebbe nemmeno nuova come cosa. Lo so, bastano 2 di loro. È vero, Flavio, non ci voglio pensare, però l'ho buttata.
l'accusa grave l'ho buttata, sta nel titolo, me ne assumo le mie responsabilità. Manda il nuovo link quando sei pronto, vengo a dire il segreto. Allora ragazzi, siamo a 3 ore e 28, quindi io vi voglio bene. È il momento, aspettate un attimo, è arrivato il momento, senza indugio, me ne scendo un attimo, me ne scendo un secondo. È arrivato il momento di farvi entrare in live. Marat, questa è la sensazione della SMR. Marat avrà delle cose da dirvi. Sono cose insomma, anche un po' scabrose, ma vista l'orario si può fare. Siamo tra di noi, siamo solo 80. E voi 80 avrete la possibilità di sapere queste cose da Marat Tyrell Mod, che è una cosa unica, straordinaria. Quindi io vi lascio a lui e vi prego di aprire bene le orecchie, perché anche lui farà questa voce, insomma, un po' così, un po' di ASMR, AMRS, non so ma come si dice, però, sai, bobotta, come morbido bobotta, è la morbidezza. Quindi è arrivato il momento di lasciarvi con l'ottimo moderatore Marat, che vi dirà quello che altri non vi dicono, perché poi lui ha il coraggio di dirvi certe cose. 80 fortunati, esatto. Non hai idea di quello che stai, devi essere interessato, perché sono cose segretissime che solo chi resiste fino alla fine sa, e chi non resiste non fa niente, ognuno poi fa le cose così. Quindi io vi abbraccio, ci vediamo domani. Se non avete visto la reazione, andate a vedervi la reazione. Ci vediamo domani mattina per l'approfondimento tattico di questa partita di merda. E vi lascio a Marat, perché ha delle cose importanti da dirvi. Ve lo lancio, vi abbraccio amici bellini, da New York, Valerio Fluido è tutto. È il momento di Marat, che senza indugio vi dirà delle cose importantissime. 1. C'è l'ombra. L'ombra di Lobotka. 2. 3. Via.